Buonasera a tutti e vi preavviso che per un guasto tecnico non avremo né la possibilità di proiettare le slide degli interventi, che comunque saranno messi a vostra disposizione sul sito di Cantiere Friuli quanto prima, e come potete intuire non avremo neanche la possibilità di utilizzare i microfoni. Per cui non so, magari le ultime file, se vogliono prendere posto qui, forse è più comodo. Qui. Ecco. Nonostante le gare, perché abbiamo già fatto trascorrere il quarto d'ora accademico, e quindi darei subito la parola per un indirizzo di saluto al magnifico rettore dell'Università di Udine, che ci ha fatto l'onore di essere qui presente oggi. Bene, è un onore per noi organizzare e avere presenti voi e anche i relatori. Questo è un cantiere, quindi questa è un'officina del cantiere, quindi che qualcosa non funzioni ci sta anche, credo che non sia un problema. Io darò solo un saluto di benvenuto perché credo che il meglio, come al solito, venga dopo i saluti istituzionali, e anche perché sono impegnato in un altro impegno istituzionale, non potrò essere con voi, però mi ha promesso Elena D'Orlando appunto che al di là dei dettagli degli incidenti tecnici ci sarà un output da questo incontro, che è il terzo evento. E a me piace come università, oltre a ricordare che questa iniziativa nasce dall'università, che questo evento è in un'officina che si chiama Autonomia Istituzioni, Dialogo con le Istituzioni. Ecco, credo che questo sia molto importante da parte nostra. Adesso io parlo come ci fosse il microfono per darmi un atteggiamento, ma insomma non funziona. Perché questo? Perché c'è un po' del metodo scientifico, cioè nel senso che qui noi mettiamo in discussione che cosa? Facciamo delle ipotesi, discutiamo su queste ipotesi, facciamo della ricerca per avvalorarle e poi, come al solito, bisogna mettere in validazione, no? questo tipo di risultato. Chi fa dei lavori scientifici manda una rivista, ci sono due referee anonimi che dicono se va bene o non va bene, eventualmente correggiamo. Qui invece lo facciamo il dialogo aperto con tutti. Quindi che cosa ci si aspetta? Che sì, c'è il progetto della costruzione, l'officina, il cantiere, ma che la costruzione la si faccia assieme. Poi noi arriveremo alla produzione di questo libro mastro, è stato chiamato, no? Perché poi il cantiere mica può andare avanti per sempre. In realtà noi vorremmo che continuasse e continuerà, almeno per quanto mi riguarda, ma è lì che viene offerto ai decisori politici, alla popolazione, soprattutto in un momento in cui la discussione su questi temi è molto viva e forse non è facile per tutti avere in mente lo scenario. Quindi tanto bene se il dialogo diventa dibattito, però assolutamente di successo se questo porta a un risultato condiviso, per cui tutto quello che abbiamo fatto assieme diventa qualcosa di reale o addirittura. Intanto ringrazio non solo chi modererà poi, Rossano Cattivello, ma i consiglieri regionali che sono resi disponibili e il presidente dell'ANCI. Però avete visto che fra i relatori, quelli che presenteranno l'ipotesi, c'è naturalmente dal punto di vista della carriera accademica, che è la professoressa D'Orlando, che è direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche, ma ci sono giovani ricercatori, assegnisti, dottorandi e studenti che sono qua, e ringrazio anche loro di essere qua. Però per noi è importantissimo, perché questo significa farli già fanno nella ricerca, in realtà si traduce in qualcosa che desta o comunque suscita l'interesse e anche dà ambito a del dibattito. Quindi che dire, abbiamo la formazione, abbiamo la ricerca, abbiamo la terza missione, quindi secondo me è un cantiere di cui aspetto come tutti, uno,
che si ripari i microfoni, perché la prossima volta farò 3 convegni praticamente, poi non potrò più parlare. 2 che ci siano le slide, ma 3 che ci sia effettivamente un feedback da tutto questo lavoro di lavoro, e grazie a chi ha voluto ancora una volta organizzare. Ricordo naturalmente che il Cantiere Friuli ha il sostegno anche dell'università, della Fondazione Friuli, e che però ha messo su uno staff l'università per sostenere questa attività in cui crediamo molto. Prego. Che però ha messo su uno staff l'università per sostenere questa attività in cui crediamo molto. Prego. Bene, ringrazio il magnifico Rettore e passo subito ora la parola al collega Mauro Pascolini. Bene, ringrazio il magnifico Rettore e passo subito ora la parola al collega Mauro Pascolini, che è il coordinatore del nostro progetto Cantiere Friuli. Bene, buonasera a tutti. Mi verrebbe da iniziare con una battuta. Vedete cosa ha voluto dire sopprimere le province? Iniziare con una battuta. Vedete cosa ha voluto dire sopprimere le province? Neanche i microfoni. No, a parte le battute, devo dire questo. Sono particolarmente contento della giornata di oggi. Sono particolarmente contento della giornata di oggi per diversi motivi. Prima di tutto perché riprende in maniera sistematica e diciamo continuativa il lavoro di Cantiere Friuli e il lavoro delle officine. È un anno questo che abbiamo davanti, che porterà a conclusione alcuni dei percorsi che abbiamo fatto, alcune pubblicazioni, alcuni mattoni come stati presentati di alcune officine, altri saranno a breve presentati. L'altro motivo è la presenza del magnifico Rettore Roberto Pinton, che con la sua presenza e le sue parole dà continuità a questo progetto. Fa parte del piano strategico dell'Ateneo friulano, un progetto fortemente voluto dall'università. Il magnifico Rettore ricordava le risorse umane, ma io devo ricordare e ringraziare anche per le di tasca sua ha messo a sostegno di questo progetto. Il terzo motivo di soddisfazione è l'argomento per cui discutiamo stasera. Credo, rispetto anche ad altri momenti in cui Cantiere Friuli si è confrontato, credo questa sera sia un incontro di massima attualità, in quanto la Regione, in quanto tutti noi stiamo cercando di capire, stiamo discutendo, immaginiamo scenari di quello che sarà la riforma degli enti locali. La scorsa settimana ero a Camaldoli al convegno nazionale sui temi della montagna e una sessione intera di quel convegno è stata proprio dedicata al tema della governance, al tema di come le aree montane cercano in qualche maniera di darsi nuovi modelli che tengano conto in specifico della volontà dei cittadini, della volontà di chi abita, e io credo che questa sia una riflessione importante. In Friuli abbiamo delle storie, le vicinie, le comunità dei vicini si erano date delle forme di autogoverno e di governo ben precise. Credo che l'attenzione anche degli amministratori, l'attenzione di chi sta mettendo in piedi questo disegno di riforma, di queste storie, di questa volontà di immaginare delle soluzioni in una realtà che è contrassegnata anche da una frammentazione, da una serie di piccole realtà comunali e che forse dovrebbero e avrebbero bisogno di mettersi, ma condividendo
dei progetti, delle visioni, degli ideali, diciamo così, della progettualità. Ecco, io mi aspetto molto dall'incontro di questa sera e ringrazio veramente Elena D'Orlando che con la sua officina ha saputo in questi 2 anni cogliere e affrontare problemi centrali in quello che è il tema dell'autonomia, ma quello che è il tema dell'assetto del governo di questa regione. Quindi buon lavoro, credo che i risultati di stasera potranno essere messi a disposizione, e qui vedo un parterre particolarmente attento a chi in regione in questo momento sta pensando a come riorganizzare gli enti. Regione in questo momento sta pensando a come riorganizzare gli enti territoriali. Continuità anche per delegato, devo dire. Bene, permettetemi a questo punto, è il mio turno, dirò solo a questo punto, è il mio turno, dirò solo 2 cose introduttive ma molto brevi, perché i protagonisti di questa serata saranno i membri dell'officina, saranno soprattutto gli studenti e poi saranno i nostri interlocutori istituzionali. Innanzitutto è doveroso da parte mia un ringraziamento al magnifico rettore che ora salutiamo, perché è davvero stato gentile ad essere qui con noi, nonostante avesse già un pomeriggio fittissimo di impegni, e davvero lo apprezziamo tantissimo, anche perché ha creduto a sua volta nella prosecuzione del progetto Cantiere Friuli, e questo per noi è molto importante. Ringrazio poi anche Mauro Pascolini, il nostro capocantiere, e senza un buon capocantiere il cantiere, come si sa, non funziona. Poi ringrazio anche i membri dell'officina che in questi 2 anni hanno lavorato insieme a me e hanno prodotto delle cose piuttosto significative. Sono in uscita, ricordo, ben 2 quaderni di cantiere sul tema dell'identità e sul tema della finanza locale, che saranno disponibili per tutti con l'inizio del nuovo anno. Ringrazio in particolare gli studenti del mio corso di diritto regionale che, come vedete, sono seduti questa sera nei banchi d'onore e che hanno in qualche modo accettato, per la prima volta facciamo, cioè di farli dialogare con le istituzioni, per l'appunto. Questa avventura è nata così, ho chiesto loro un giorno, ma vi sentite di dare un parere alla Regione su quello che dovrebbe fare riguardo la riforma del governo locale? Lì per lì c'è stato un momento di risposta, è stata affermativa. E quindi abbiamo iniziato un percorso che poi, è chiaro, troverà il suo momento culmine in sede d'esame, ma quella è un'altra storia, e che però avrà una sua tappa intermedia molto importante per altri aspetti proprio qui questa sera. E da ultimo, ma sicuramente non in ordine di importanza, devo ringraziare i consiglieri regionali e il nuovo presidente dell'ANCI Friuli Venezia Giulia, che hanno avuto la sensibilità e la cortesia di accettare questo invito, perché per noi, per l'appunto, l'idea di dialogo è particolarmente importante e costituisce un po', come ricordava anche il magnifico rettore, la filosofia del nostro modo di operare. Il dialogo di oggi su che cosa si incentrerà? Si incentrerà su una presentazione da parte di un paio di membri dell'officina su alcuni modelli di allocazione di funzioni amministrative e di gestione di servizi pubblici locali di area vasta, in alcune esperienze comparate che possiamo considerare paradigmatiche e che quindi verranno messe a confronto. E poi verranno presentati altresì alcuni modelli relativi ai modi in cui la teoria della rappresentanza poi ha trovato
pratica attuazione della rappresentanza, poi ha trovato pratica attuazione all'interno delle forme di governo e poi all'interno di quelle forme più complesse di modalità di gestione del potere pubblico che sono le reti di governance. Tra l'altro il dialogo di oggi è stato calendarizzato proprio all'indomani dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del primo intervento organico, come ricordava Mauro Pascolini, di riordino delle forme associative, quindi del tessuto del governo locale. E questo per noi ovviamente è un testo normativo di particolare interesse. Innanzitutto è di particolare interesse perché, per quanto sia un testo che, come si legge nella relazione introduttiva, ha innanzitutto la funzione di assemblare in un'unica fonte normativa le diverse modalità di collaborazione intercomunale, non potrà non avere proprio per questo delle ripercussioni concrete sul sistema regione-enti locali. E questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto di interesse per noi deriva poi dal fatto che, come si percepisce dallo stesso incipit della legge, cioè dall'articolo 1, questa legge rappresenta la fase di avvio di un processo di riassetto del governo locale. E in terzo luogo, e questo tengo molto a sottolinearlo, per noi questo testo è interessante perché saremmo cadere nell'errore che, una volta approvata una legge, poi l'attività di attuazione segua in maniera automatica, problematica. Non è affatto vero, perché chi studia le istituzioni, non solo sui libri ma anche nella loro vita reale, delle scelte politiche, il momento decisivo vero e proprio si ha proprio nel momento dell'attuazione dei testi legislativi. Ed è proprio in questa fase che ambisce inserirsi il nostro contributo, perché se guardiamo all'architettura della legge che è stata approvata in maniera particolarmente chiara. Il nostro contributo, come dicevo, questa sera si incentrerà sui modelli di governance e sui modelli di gestione di servizi ed erogazione di funzioni amministrative, entreranno più specificamente sulla realtà del Friuli Venezia Giulia per offrire alcuni spunti di riflessione per quanto riguarda il lavoro che il legislatore in futuro potrà o meno proseguire su questa strada. E a questo proposito tengo a sottolineare di un'esperienza di didattica innovativa che, perlomeno nelle mie intenzioni, ha lo scopo di creare dei giuristi, di formare dei giuristi che siano il più possibile critici e propositivi. Perché, e questo ho avuto occasione di dirlo anche in altre circostanze, penso alla nostra officina. Pensiamo che solamente nel momento in cui si invita l'intera comunità a riflettere e a investire su se stessa, che si possa dare alle stesse istituzioni quella linfa vitale che serve per far sì che la nostra autonomia speciale in definitiva non diventi asfittica, non diventi cioè una sorta di ci si riempie la bocca, ma di cui si stenta a percepire la sostanza concreta. E da questo punto di vista mi riallaccio poi, per chiudere, al discorso di Mauro Pascolini. Io penso che questa sia una missione che più in generale appartiene non solo alla nostra officina ma all'intero cantiere. Ecco, rinvigorire quel capitale sociale, quel capitale intellettuale che dal nostro punto di vista caratterizza la nostra regione, ma che a volte sembra, diciamo così, sottoposto ad una situazione di torpore o comunque sembra avanzare in ordine sparso. Ecco, io a questo punto chiudo la parte introduttiva, però prima vorrei ringraziare, oltre ai soggetti che ho già menzionato, il Presidente della Fondazione Friuli, il Dottor Morandini, che è pure presente qui con noi,
perché la nostra officina ha avuto anche sono sempre tradizionalmente tenuti in quella sede, per cui per noi è stato ed è e sarà un partner molto importante. Quindi io a questo punto cedo subito la parola a Piermarco Rosasalva, che ci parlerà per l'appunto del tema delle funzioni e dei servizi. Grazie. Posso iniziare se mi sentite così intanto? Beh, grazie. Allora, adesso ci siamo. Sì. Grazie di nuovo. Allora, il tema del... Grazie di nuovo. Allora, il tema del... Con l'Officina ci siamo occupati molto del il tentativo di identificare la miglior forma di collocamento delle funzioni e delle relazioni dei servizi, il miglior livello di governo. Questo funzioni e delle relazioni dei servizi, il miglior livello di governo. Questo, la riforma dell'area vasta in particolare è stato molto al centro delle nostre riflessioni. Questo perché nel panorama regionale, ma anche nel panorama comparato, soprattutto europeo, i tradizionali modelli che abbiamo ereditato, soprattutto europeo, i tradizionali modelli che abbiamo ereditato anche nel nostro ordinamento nazionale sono stati recentemente posti negli ultimi anni da una sfida che è una complessità che si lega a una globalizzazione crescente, a una mobilità sempre più dinamica, una veloce, a territori che sono sempre più competitivi. Queste sfide hanno posto in crisi in particolare i caratteri tradizionali che noi abbiamo ereditato di questi modelli, che sono per lo più legati all'uniformità dei modelli di organizzazione dei sistemi territoriali e alla conseguente frammentazione. Che cosa vuol dire? L'uniformità caratterizza quei modelli di azione dal sistema francese e che vedono un ente locale, qual è il comune specifico per ciascuna collettività. La rivoluzione ha superato il particolarismo creando un comune per ciascuna collettività, come collettività storica e non artificiale, e questo ha portato nel modello francese un numero elevatissimo di comuni, 44.000 alle origini, lo stesso nel modello tedesco, che è un modello più differenziato in quanto ogni Länder, essendo come Stato federato, ha una propria disciplina dell'organizzazione locale, ha comunque un numero molto elevato di comuni. Questa frammentazione territoriale che si trova nei due modelli principali europei, che poi sono stati europei, si caratterizza per una frammentazione che non risulta più in grado di affrontare le sfide di oggi, creando delle tensioni tra territori e i poteri locali. Questo ha portato questi modelli storici ad entrare in crisi e sia in Francia che dagli anni 2008 in poi, soprattutto per quanto riguarda la Germania in alcuni Länder, nell'ottica di garantire sempre da un lato la funzione comunale e l'identità dei comuni proprio in ragione delle loro radici storiche, ma dall'altro lato di identificare nuove forme di coordinamento o di associazione o di collaborazione che per identificare delle forme idonee, adeguate per la gestione dei servizi e l'erogazione delle funzioni. E tutto questo in una prospettiva che non sia più quindi legata soltanto all'applicazione del principio di sussidiarietà in senso verticale, ma che valorizzi anche altri principi che noi ritroviamo anche nel nostro ordinamento, quali quelli della differenziazione e dell'adeguatezza, essere pensata su ciascuna singola realtà locale, e questa anche sulle spinte poi di riflessioni che sono state svolte a livello europeo anche da parte dell'Ocse, con raccomandazioni che sono state recepite in questi due ordinamenti modello, che hanno portato a una loro evoluzione, con dei tratti evolutivi che noi abbiamo tentato di identificare e che adesso ritroviamo anche nel tentativo di salvaguardare l'identità principalmente. Questi ordinamenti si caratterizzano per modelli ovviamente di organizzazione del potere locale diverso. Il sistema francese, che è il sistema che poi è stato esportato nel nostro ordinamento, ma anche ad esempio nell'ordinamento spagnolo è stato esportato in Belgio, dei comuni, è inutile dirlo, e poi anche dei dipartimenti in Francia e le province, da noi le province anche in Spagna ad esempio. In Francia poi come sistema di autonomie locali troviamo anche
le regioni, perché le regioni in Francia costituiscono un ulteriore livello del sistema delle autonomie locali. Tuttavia che sia in quello francese che anche nel nostro ordinamento, ma anche in quello spagnolo, nonostante abbia vissuto dei periodi di riforma destinati all'aggregazione delle entità più piccole come i comuni, rimane comunque molto numeroso e frastagliato territorialmente. Infatti nonostante le fusioni dei comuni che sono state svolte in Francia, ad esempio rimangono ancora 36.000 comuni, il 70% dei quali hanno meno di 500 abitanti. Anche il modello tedesco, pur nell'ambito dei vari Länder, con una presenza differenziata di organizzazione territoriale, si caratterizza per una presenza ancora di oltre 12.000 comuni. Nonostante siano state svolte delle fusioni di comuni negli anni 60 e 70 per quanto riguarda i Länder occidentali e negli anni 90 per quanto riguarda i Länder orientali, si tratta comunque di una presenza ancora numerosa di comuni che hanno una popolazione media di circa 5.000 abitanti, e questo ha portato sia nell'ordinamento francese che nell'ordinamento germanico originario a delle riflessioni su come coordinare l'esercizio delle funzioni a livello sovracomunale di area vasta. Il modello francese, quindi, in questo contesto, in particolare dal 2008, ha avviato a livello centrale, perché in Francia la disciplina dell'ordinamento locale è statale e unica per tutto il paese e si caratterizza per un riconoscimento dell'autonomia del comune con la previsione di una clausola generale di competenza per cui il comune è un ente storico, deve essere riconosciuta la sua libertà della collettività di riferimento. E questo è un elemento che in qualche misura ritroviamo anche poi nell'ordinamento tedesco, per questo è interessante la comparazione, perché nell'ordinamento tedesco la figura del comune trova delle radici molto solide nella Costituzione, nella legge federale tedesca di livello quindi federale per tutta la Germania, che poi sono di base per l'esercizio di funzioni e la tutela dell'identità collettiva di ogni comunità di riferimento. E quindi sono due modelli interessanti perché in entrambi la riflessione sulla migliore allocazione della funzione non può trascurare il livello comunale, e in questo un po' si innestano altre riflessioni sull'aspetto rappresentativo che saranno in entrambi gli ordinamenti. Quindi si è riflettuto su come dopo i tentativi di fusione si possa comunque, pur a fronte di un minor numero di comuni, coordinare al meglio l'esercizio della funzione a livello sovracomunale. Allora, in Francia dal 2008 sono state avviate delle riflessioni su come potenziare una serie di strumenti di cooperazione, una forma diciamo funzionale per accordi o convenzioni che è la forma più flessibile di coordinamento a medio o corto termine. Più strutturata e più duratura è la forma invece di coordinamento caratterizzata dalla costituzione di un nuovo ente locale, un nuovo ente pubblico, che può poi in taluni casi essere dotato di una sua fiscalità propria, con la possibilità di imporre anche dei tributi o delle imposte aggiuntive rispetto a quelle dei comuni. E questo è quello che è successo in Francia, dove sebbene riusciamo a ritrovare delle forme di cooperazione nel 1890, per l'azione nel 1890, per affrontare quella che era la sfida della tecnologia dell'epoca, quindi l'elettrificazione dei territori comunali, è soprattutto negli anni 90 e poi dal 2008 che vengono sviluppate e create ulteriori forme di coordinamento. Scusate. In questo in particolare vengono create gli stabilimenti pubblici di cooperazione intercomunale. Sono una serie di forme di coordinamento che sono disciplinate dal Codice Generale delle Collettività Territoriali, quindi una fonte unica statale, Codice Generale delle Collettività Territoriali, quindi una fonte unica statale, e che si caratterizzano per il fatto che dal 2014, a seguito di una serie di riforme, i comuni sono obbligati ad aderire a una forma di cooperazione, ma possono scegliere a quale forma aderire. Sono forme poi crescenti, a me spiace non poter proiettare le slide perché era mostrata la competenza, e la forma
proprio a livello piramidale delle forme sempre più strette e solide di cooperazione, perché possiamo partire da delle forme di comunità di agglomerazione, che sono delle forme di cooperazione per i comuni, cooperazione per i comuni delle aree rurali, che sono previste per i comuni adiacenti di una stessa enclave, per la cooperazione in materia ad esempio urbanistica, di trattamento dei rifiuti e di sviluppo economico di base. Sono poi le altre forme, quelle un po' più di sviluppo economico di base, sono poi le altre forme, quelle un po' più solide, perché più diventa urbanizzata l'area, più si può salire con l'integrazione tra i comuni, e quindi abbiamo ad esempio le comunità soprattutto urbane, che possono essere create nelle zone dove ci sono ad esempio 250.000 abitanti, addirittura poi, ma qua andiamo nelle zone più di 250.000 abitanti, addirittura poi, ma qua andiamo nelle zone più urbanizzate, le metropoli, che possono essere create dai comuni che costituiscano un'enclave con 400.000 abitanti. Altrimenti ci sono anche altre comunità di comuni che richiedono almeno 50.000 abitanti per essere create. Più è numerosa la popolazione, più è 50.000 abitanti per essere create. Più è numerosa la popolazione, più è strutturata la figura di cooperazione, più sono le competenze che possono essere attribuite a questi enti. Il codice prevede diverse tipologie di competenze, ciascuna di questi enti ha delle competenze obbligatorie. In particolar modo normalmente è prevista l'attribuzione delle competenze obbligatorie. In particolar modo normalmente è prevista l'attribuzione della funzione di pianificazione urbanistica, e su questo la dottrina si è interrogata nel momento in cui viene attribuita a un livello sovracomunale la predisposizione dello stesso piano urbanistico comunale. Ci si è interrogati su quale funzione rimaneva in capo al comune, se non si sviliva troppo l'identità e la funzione principale del comune. Man mano che poi cresciamo vengono aggiunte ulteriori funzioni fino a livello della metropoli, che esercita sostanzialmente ogni funzione, anche quelle funzioni che in passato erano state attribuite magari a livello dipartimentale, perché parallelamente al potenziamento delle forme di cooperazione si misura l'ente dipartimento, che non è un ente associativo. E in questo contesto, siccome il comune rischiava di perdere eccessivamente le sue funzioni caratterizzanti, che pur gli devono essere riconosciute per Costituzione, anche recentemente è stato avviato un percorso di riforma, che è stato nazionale francese, che è volto a potenziare, proprio nel tentativo di legare maggiormente i comuni agli enti di cooperazione, a potenziare il ruolo dei sindaci nella programmazione e la predisposizione di piani di azione di questi enti comunali di cooperazione, ai quali, oltre alle funzioni obbligatorie, possono poi essere attribuite anche funzioni ulteriori, in particolare una serie di territoriale. Quello in particolare che si vede analizzando l'esperienza francese è che dal 2014 in poi, da quando è stata resa obbligatoria l'adesione, il territorio francese, anche qua c'è stata una mappa che metteremo a disposizione, ha perso un po' quell'uniformità, perché se noi guardiamo a livello comunale sicuramente c'è il livello sovracomunale di cooperazione, si trovano tantissime tipologie di enti pubblici di cooperazione intercomunale a fiscalità propria, che quindi hanno anche risorse proprie e possono imporre tasse imposte specifici per ciascun territorio, quale esito di scelte consapevoli e volontarie dei comuni che hanno cercato di identificare e tutelare l'identità e gli interessi della propria collettività di riferimento. Un percorso analogo è poi quello che si è visto e si è avuto in Germania. Ovviamente la Germania ha percorsi diversi per ogni Länder. Noi abbiamo esaminato da ultimo, perché è interessato da alcune riforme, il caso della Baviera. I Länder della Baviera sono stati anche quest'anno implementati, volti proprio ad assicurare una sempre maggior forma di cooperazione tra comuni. I comuni in questo caso si collocano in un sistema che forse in parte è più differenziato e più complesso, perché noi abbiamo il comune quale ente di base di riferimento, al di sopra del quale troviamo un circondario quale ente assolutamente. A fianco al circondario abbiamo le città circondario, che sono quei comuni di notevoli dimensioni che svolgono sia le funzioni del comune che del circondario, e poi a livello superiore il distretto, che svolge quelle funzioni a metà tra il circondario e il Land federato, che non possono essere adeguatamente svolte né dal Land né dai livelli. In questo contesto, se inizialmente era molto potenziata la figura del circondario, successivamente, anche per le estensioni circondari, si è potenziata moltissimo e viene favorita e promossa la creazione di forme di cooperazione.
tra comuni per i singoli territori, e questo su base volontaria. Bisogna poi considerare in tutto questo che operazioni, in quanto lo stesso Tribunale federale costituzionale della Baviera ha riconosciuto come talmente forte il ruolo del comune nella tutela dell'identità e nello svolgimento di alcuni servizi che non sono ad esempio sufficienti ragioni meramente economiche per applicare il principio di sussidiarietà e trasferire la funzione a livello superiore. E in questo quindi viene valorizzata ancora di più la possibilità per i comuni di cooperare al fine di esercitare le loro funzioni identitarie che non possono magari essere poste a livello superiore. E in questo la riforma ha creato una serie di, anche qua sempre più crescente, di figure di cooperazione, dagli accordi di scopo o i gruppi di lavoro, crescente di figure di cooperazione, dagli accordi di scopo o i gruppi di lavoro, che sono anche qua forme costituite da contratti di diritto pubblico sostanzialmente a breve termine, che devono avere scopi e oggetti specifici e che nel caso dei gruppi di lavoro hanno soltanto una funzione di raccomandazione o di parere di coordinamento nella programmazione delle funzioni, a funzioni che sono invece più solide come i consorzi, le aziende municipalizzate o anche le unioni amministrative di comuni, che sembrano figure storiche ma in verità sono state rafforzate, in alcuni casi introdotte soltanto recentemente. Il consorzio è la prima figura di cooperazione più solida, che però può essere utilizzato e creato soltanto per singoli scopi o per, ad esempio, più funzioni ma riconducibili a un ambito determinato. È stato poi introdotto soltanto nel 2004, ad esempio, la possibilità di ricorrere per i comuni direttamente all'esercizio di funzioni imprenditoriali o comunque di natura economica tramite l'azienda municipalizzata, mentre precedentemente sarebbe stato necessario prima creare un consorzio, il quale poi poteva creare l'azienda municipalizzata, ad esempio per la gestione dei servizi della fornitura dell'elettricità o la gestione dell'acqua. L'ultima forma, che anche questa è stata fortemente valorizzata dalla riforma, è quella dell'unione amministrativa per il trasferimento in maniera più strutturata delle funzioni del comune, questo a lungo termine, con un comune che nel delegare si spoglia definitivamente della funzione e che poi può operare anche a supporto delle ulteriori attività che il comune mantiene in capo a se stesso. E questo appunto in una prospettiva di valorizzazione delle singole specificità territoriali, in quanto si tratta appunto tutte di forme a cui i comuni possono ricorrere volontariamente, non essendo obbligati. Non sono per l'esercizio della sua funzione di tutela dell'interesse locale, può decidere, se lo ritiene, di cooperare con altri comuni per meglio svolgere queste funzioni, ma non è tenuto a farlo, pur se dopo ci sono incentivi anche economici nell'adozione di queste forme cooperative. Si tratta comunque di riforme che anche nell'ordinamento, vogliamo con gli schemi del passato, perché pur se si tratta di un ordinamento differenziato quanto ogni land ha la sua disciplina, rimane comunque un'uniformità territoriale nell'ambito delle discipline di ciascuno Stato federato. In questo quindi anche in Germania c'è una ricerca di una maggior differenziazione, se rimane fermo a livello comunale quale ente principale rappresentazione e l'adeguatezza nella forma di cooperazione di area vasta, con l'attribuzione delle funzioni a livello ritenuto ottimale per la tutela di quelle singole realtà. Quindi da questo noi traiamo delle coordinate proprio che caratterizzano gli ordinamenti che storicamente hanno influito sulla originaria configurazione delle autonomie locali in vari Stati europei, compreso l'ordinamento nazionale nostro. Tuttavia è proprio da quegli ordinamenti dove oggi forse per primi emergono delle tendenze alla differenziazione e all'adeguatezza delle forme di organizzazione territoriale. Questo appunto sia sotto il profilo organizzativo, perché si pensa a nuove figure di enti più idonee a riferimento alla singola realtà comunale, sia anche appunto a livello allocativo, gestionale e poi anche rappresentativo. E in questo è soprattutto paradigmatico il fatto che sia proprio la Francia che per anni e anni è stata caratterizzata dalla uniformità, ad avere da ultimo, in particolare dal 2014 in poi, realtà territoriali. E queste sono le coordinate di dei nuovi modelli in evoluzione che evidenziano come la tensione che c'è oggi tra territori e potere, che è legata all'inadeguatezza delle precedenti, delle storiche forme di organizzazione del potere locale, possono essere superate da un lato fermo a livello comunale, perché nonostante le fusioni il comune rimane storicamente ed è sentito come l'ente rappresentativo della comunità.
Da un lato quindi rimane fermo a livello comunale, dall'altro allora la valorizzazione, la specificità viene tutelata attraverso nuove forme di coordinamento dei comuni che devono essere valorizzate, il coinvolgimento dei sindaci anche direttamente nella pianificazione di queste forme. Tema che poi si lega un po' alla rappresentanza, perché a seconda dei vari modelli che possono essere utilizzati forse può essere importante, appunto come stanno facendo in Francia, dove c'è un modello rappresentativo di cui ci parlerà di tipo indiretto, in qualche misura quantomeno rafforzare il ruolo del sindaco affinché si faccia veramente garante, portatore dell'interesse locale, in particolare in quelle forme di cooperazione molto vaste come possono essere le metropoli, dove altrimenti il comune più piccolo rischia di non avere una voce in capitolo. E questa ad esempio proprio la prospettiva dell'ultima riforma, che nel valorizzare la differenziazione e l'adeguatezza cerca comunque di tutelare le identità locali. Dalla Francia e dalla Germania, quindi che cosa possiamo ricavare in estrema sintesi? Una tendenza e un'evoluzione del modello storico dell'ente comunale, ma anche dell'ente poi di area vasta, che non è più un ente a sé stante che opera indipendentemente, ma si trova a diventare un ente sistema al centro di una serie vasta e anche complessa tratti di relazioni. Un ente che quindi nella cooperazione con gli altri comuni può tentare di valorizzare al meglio, secondo la differenziazione e l'adeguatezza del proprio territorio. La libera scelta dei comuni, ad esempio proprio nell'ordinamento francese, deve essere volta ad assicurare che ogni territorio abbia cucito su se stesso un abito istituzionale, diciamo, che sia specifico e capace a rappresentare l'identità, ma anche a tutelarne le funzioni secondo le specificità di quel singolo territorio. E proprio se guardiamo la mappa oggi delle intercomunalità in Francia ci rendiamo conto di quanto sia differenziata la situazione e come sia in continua crescita la valorizzazione della forma intercomunale per la corretta allocazione di forme e funzioni che variano poi da ente a ente anche tra singole categorie di enti, poi dipenderà dalla scelta svolta da ciascuna comunità di riferimento, la concreta configurazione dell'ente e la concreta poi attribuzione di funzioni, di servizi per il miglior perseguimento degli interessi locali. A tutto questo poi si lega ovviamente il tema della rappresentanza sul quale poi interverrà, il nostro collega. Tutti i dati che avevamo e che volevamo proiettare con le slide poi li metteremo a disposizione insieme al paper con tutte le ulteriori riflessioni anche sugli ulteriori modelli che abbiamo esaminato. Grazie. Ringrazio Piermarco, veramente è un peccato non aver potuto visionare le slide che avrebbero aiutato anche proprio a visualizzare le cose di cui ci parlava, ma le metteremo comunque a disposizione. Le suggestioni ovviamente che la relazione di Piermarco ha suscitato immagino siano numerose, così come per me, anche per voi, però io mi autocensuro perché è necessario dare un certo ritmo in termini di tempo anche agli interventi e quasi a completamento potremmo dire quanto dei modelli di cui ci ha parlato Piermarco. Do adesso la parola a Matteo che si soffermerà su un'altra vexata question che è quella. Bene, grazie professoressa, grazie Piermarco. Quindi il mio intervento in realtà è volto a descrivere quali varianti, quali modelli si danno nel diritto comparato per la valorizzazione della rappresentatività degli, diciamo, teorico generale sinteticissima. Bisogna porsi delle domande sulle lenti concettuali attraverso cui guardiamo all'esercizio del potere pubblico, perché government e governance sono due concetti, due termini che sono stati elaborati proprio per analizzare il paradigma attraverso cui il potere si esercita. Si porta con sé un'idea classica, monistica, diciamo, della rappresentanza che esaurisce il circuito decisionale nel rapporto elettori-eletti. La governance prende atto, diciamo, che la complessità dello spazio pubblico nell'epoca contemporanea, un continuo processo di
relazione, interazione, coordinamento con altre istituzioni, sia sovraordinate, quindi sul piano verticale, sia equiordinate, quindi sul piano orizzontale, e con l'espressione, diciamo, regolatoria, amministrativa, decisionale di queste istituzioni. E d'altra parte, allo stesso modo e parallelamente coerente, richiede un'operazione continua di sintesi degli svariati interessi che promanano, diciamo, dalla comunità di riferimento, per cui la complessità diventa la cifra di ogni procedimento, sia normativo che amministrativo. E quindi anche la rappresentanza, in modo tale che sia garantita l'efficacia, diciamo, dei rapporti reticolari, possiamo dire, dell'ente, in questo caso sovracomunale, nel sistema di relazioni di cui ho detto, e d'altra parte che siano garantite le funzioni fondamentali della rappresentanza, che sono fondamentalmente identificare il decisore, garantire la sintesi degli interessi portati dalla comunità, diciamo, di riferimento, e in terzo luogo consentire gli eventuali meccanismi, diciamo, di identificazione della comunità con l'ente, che poi è un aspetto che l'Officina ha fatto in passati eventi. Quindi, diciamo, in conseguenza a questa premessa presenterei i diversi modelli proprio di elezione o di selezione dei componenti degli organi politici sovracomunali che si danno, diciamo, le varie possibilità operative che si danno in diritto comparato di primo grado, che, come dire, abbastanza ovviamente è il modello in cui la comunità, i cittadini eleggono direttamente i propri rappresentanti nell'ente sovracomunale. Come varianti ci può essere l'elezione da parte del corpo elettorale dell'organo assembleare, diciamo, dell'ente sovracomunale, per esempio in Polonia o nelle contee in Inghilterra, mentre invece poi un'altra variante è quella dell'elezione contestuale da parte della cittadinanza, sia dell'assemblea che del presidente o comunque dell'organo esecutivo, che è il modello che ben conosciamo perché era quello applicato dalle province prima della legge del Rio, la 56 del 2014, ma anche per esempio in Germania, in alcuni Länder si applica. Diciamo che questo modello, questa parte sarà presentata con più dettaglio da uno degli studenti, ma questo modello in Italia, con più dettaglio da uno degli studenti, ma questo modello in Italia oggi conosce degli ostacoli nella sua predisposizione, degli ostacoli costituzionali proprio derivanti dalla legge del Rio e dalla sua interpretazione che ne ha dato la Corte Costituzionale, che sinteticamente nella sentenza 168 del 2018 ha stabilito che le regioni a statuto speciale, che hanno la competenza primaria sull'ordinamento degli enti locali, non possono reintrodurre un ente diciamo sovracomunale di area vasta, direttamente elettivo. Elezione diretta. Il secondo modello che si pone è quello invece della elezione indiretta o elezione di secondo grado. In questo caso il modello può essere fondato sui consiglieri comunali o comunque sugli amministratori locali, che rappresentano, a volte insieme ai sindaci, a volte no, il corpo elettorale attivo, cioè quello che elegge, oppure attivo e passivo, cioè sia chi elegge che chi è eletto. E questo viene applicato in Italia ancora una volta in ossequio ai consiglieri comunali e i sindaci al loro interno eleggono con il voto ponderato, quindi diciamo calibrato sulla dimensione dell'ente locale di cui sono, diciamo, rappresentanti. I consiglieri comunali e i sindaci eleggono i componenti del consiglio provinciale e al suo interno solo tra i sindaci che abbiano presidente della provincia. Un modello interessante di elezione indiretta è applicato nelle province in Spagna, per cui l'assemblea provinciale, la deputazione provinciale, è composta da consiglieri comunali selezionati su base territoriale e partitica. Perché territoriale e partitica? Perché un turno generale nazionale, cioè tutti i comuni fanno le elezioni nello stesso momento. E dunque, una volta costituiti i consigli comunali, per ogni circoscrizione elettorale che ricomprende più comuni ma più piccola evidentemente della provincia,
proporzionale, con il metodo proporzionale si assegnano alle liste o ai partiti che hanno eletto almeno un consigliere comunale in quella circoscrizione. E poi sono gli stessi eletti, tutti gli eletti nei consigli comunali di quei partiti a decidere al loro interno chi deve essere, modo si salda insieme il risultato delle elezioni comunali e quello delle elezioni provinciali di secondo grado. Si garantisce la rappresentanza ai territori attraverso, diciamo, la garanzia di seggi alle circoscrizioni territoriali e d'altra parte si garantisce diciamo anche una presenza delle minoranze politiche nei consigli comunali. E di fatto si fa in modo che le province siano un organo rappresentativo dei consigli comunali. Un'altra variante dell'elezione indiretta può essere il classico modello invece basato sui sindaci, quindi il classico modello dell'assemblea dei sindaci, per cui sono i sindaci che rappresentano l'organo assembleare dell'ente sovracomunale e al loro interno eleggono il presidente. C'è invece il terzo modello, quindi diretta, indiretta, e c'è invece un modello misto, che è quello che di cui accennava Piermarco nel modello francese, negli organi di cooperazione sovracomunale, gli établissements publics di cooperazione intercomunale. Questo modello infatti misto perché presenta degli elementi sia dell'elezione indiretta che dell'elezione diretta. E come funziona? E come funziona? Anche in Francia c'è un piano generale dei comuni, quindi fanno le elezioni tutte nello stesso momento. E l'elezione dei consiglieri dell'assemblea, diciamo, dell'ente sovracomunale avviene con un sistema di liste bloccate e con un'elezione contestuale dei consigli comunali e sovracomunali. Per cui sulla scheda elettorale del singolo comune si trovano due liste, per ognuno dei partiti, diciamo evidentemente, parallele, l'una per i consiglieri comunali e l'altra per i candidati al consiglio sovracomunale. La particolarità è che i candidati presenti nella lista, diciamo, sovracomunale devono essere le stesse persone presentate nello stesso modo e nello stesso ordine della lista comunale. Per cui al termine del voto i seggi che spettano al comune in seno all'assemblea sovracomunale vengono ripartiti tra le diverse liste con assemblea sovracomunale, sistemi con un premio di maggioranza e poi l'applicazione, diciamo, residuale del criterio proporzionale, ma il cittadino quindi quando elegge il consiglio comunale ha una piena informazione di quelli che poi saranno anche i consiglieri comunali che faranno parte del consiglio provinciale, diciamo del consiglio sovracomunale, non è una provincia quindi. E questa diciamo, chiarezza nell'informazione del cittadino è data evidentemente dalla rigidità e dalla vincolatività dell'ordine di elezione. E quindi da una parte si garantisce il collegamento del cittadino con l'eletto anche a livello sovracomunale, dall'altra si evita, diciamo, la proliferazione di enti elettivi che complicano quelle relazioni, diciamo, reticolari. Infine io individuerei anche un modello, diciamo, residuale, un quarto modello, che è il modello che io definirei vincolato, che è quello presentato dalla legge del Rio, sempre famigerata, per le città metropolitane. Perché vincolato? Perché per le città metropolitane la legge del Rio prevede ex legge che diciamo, l'assemblea, il consiglio metropolitano è eletto con un'elezione di secondo grado con voto ponderato dai sindaci e consiglieri comunali. Questo modello, diciamo, è residuale anche dal punto di vista della, diciamo, frequenza con cui si trova. E che pure questo modello è stato fatto salvo dalla Corte Costituzionale con la sentenza 50/2000, criticità rispetto alla libera definizione democratica degli organi di governo da parte della cittadinanza, perché si prevede diciamo, ex legge, quindi obbligatoriamente chi deve essere il presidente, diciamo, in questo caso il sindaco metropolitano. Questo
questi modelli qua in realtà hanno dei punti di forza e delle criticità. Il punto è che bisogna domandarsi quale modello garantisce nella situazione specifica che si va a disciplinare una governance più efficace, o meglio in quale modello le diverse funzioni da garantite o integrate, bilanciate nella maniera più efficace. È chiaro che l'elezione diretta garantisce una piena connessione elettori eletti, quindi ancora nella prospettiva classica del government, ma d'altra parte appunto c'è questa moltiplicazione degli enti elettivi, diciamo ingessa i rapporti, evidentemente diluisce il rapporto tra la comunità e gli eletti, ma facilita la relazione interistituzionale. Forse il modello misto, quello francese, può essere un'idea per trovare un efficace bilanciamento tra una piena legittimazione democratica, dunque una semplificazione dei rapporti tra i diversi livelli di governo. Un punto fermo, diciamo, che darei in conclusione è che in realtà la scelta delle modalità per garantire la rappresentanza dei cittadini, l'equazione delle funzioni dei servizi di cui parlava Pier Marco poco fa, perché la diversa rappresentanza è funzionale alle diverse caratteristiche, ai diversi poteri che diamo all'organo sovracomunale. E tra l'altro, e inoltre, i meccanismi elettorali, diciamo, permette l'interazione, o facilita l'interazione tra i diversi enti, o facilita una sintesi, diciamo, o una presa in carico da parte dell'ente politico degli interessi che scaturiscono dalla comunità, perché c'è tutto anche il tema di mentalizzazione delle decisioni che porta con sé questo aspetto. Grazie. Io ringrazio anche Matteo Balcanti che altrettanto schematicamente ci ha fatto una carrellata sulle diverse opzioni praticate nel panorama comparato rispetto al tema della rappresentanza, che è un tema che si sta facendo sempre più spinoso proprio a causa del venir meno di quella perfetta corrispondenza tra comunità, forme di governo e territorio. Io aggiungerei una cosa, la rappresentanza, diciamo le formule di ingegneria istituzionale relative alla rappresentanza vengono dopo la scelta sull'allocazione di funzioni e le modalità di gestione dei servizi, e queste ultime devono venire dopo, a mio modesto avviso, la scelta relativa alla natura e alla missione che si vuole dare, a queste forme associative, ovvero agli enti di rimasta. Ma ripeto, mi autocensuro anche qui perché le suggestioni sono molte, do finalmente la parola ai nuovi protagonisti di questi dialoghi con le istituzioni, che sono Deborah Andreosso, Benedetta Bianchini, Giacomo Tulisso, Francesco Biondo e Maria Vittoria Biondo, che come vi dicevo sono qui seduti tutti in fila alla mia sinistra e che offriranno i loro spunti di riflessione relativi alla riforma del governo locale in Friuli Venezia Giulia. La provincia nasce dal legislatore statale come un decentramento del potere centrale al fine del governo del territorio. Quindi la provincia si presenta come un anello di congiunzione tra lo Stato e diversi comuni. Con la monarchia sabauda si cerca di istituire le province in base al territorio storicamente diviso e solo nel 1940 diventano enti autonomi. Quindi la provincia è un chiaro modello burocratico francese. Nel 1947, con il passaggio dalla monarchia alla repubblica, le province vengono inserite finalmente alla
province vengono inserite finalmente nella Carta Costituzionale. Comunque nel corso degli anni il loro livello burocratico è sceso notevolmente, a differenza dei loro costi che si sono alzati esponenzialmente. Quindi si è parlato di abrogazione delle province. In ogni caso troviamo una forte garanzia costituzionale delle province all'articolo 114, che originariamente recitava: la Repubblica si riparte in regioni, province e comuni. Inoltre, lo stesso articolo è stato garanzia numero 107 del 1976 e 876 del 1988, che riconoscevano nelle elezioni diretta lo spartiacque tra le definizioni di mere strutture operative dei comuni e delle province e alla istituzione di un nuovo ente d'ottenza regionale, che è stata acquistata attraverso la potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali, con le leggi costituzionali 2 del 1993 e il decreto legislativo 9 del 1997. In seguito alla riforma delle elencazioni degli enti territoriali all'interno dell'articolo 114. Infatti la potestà funzionale, le funzioni degli enti locali, partono prima dai comuni per arrivare dopo in via eccezionale allo Stato. In ossequio al principio, inoltre, conferisce pari dignità istituzionale ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alla regione, stabilendo che tali enti sono autonomi e hanno un proprio statuto, delle proprie funzioni e dei propri poteri. Tra il 2010 e il 2012 però vi sono diversi tentativi travagliati da parte dei governi per eliminare o ridurre i poteri e il numero delle province. Citiamo il decreto legge 156 del 2010, il decreto anticrisi, il decreto legge 95 del 2012 e infine il decreto legge 95 del 2012 e infine il decreto legge 188 del 2012. Tuttavia l'abuso dello strumento legislativo d'urgenza non è passato indenne al vaglio della Corte Costituzionale, che ribadisce con la sentenza 220 del 2013, come una legge costituzionale sia necessaria. Su questi presupposti si affaccia la legge 56 del 2014, la cosiddetta legge Del Rio, che dà un assetto sistematico innanzitutto alle regioni ordinarie, e reca alcuni principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina delle città e aree metropolitane, da adottare dalla Regione Sardegna, dalla Regione Siciliana e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti. Per la portata sistematica della legge, tuttavia, possiamo ritrovare altri principi non espressi, però ricavabili comunque in via interpretativa. Il Friuli Venezia Giulia vi ha dato seguito innanzitutto con la legge regionale 2 del 2014 e successivamente con la legge regionale 26 del 2014 relativa al riordino del sistema regioni e delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, in unità territoriali intercomunali, le cosiddette UTI, per l'esercizio di alcune funzioni comunali in forma associata, alcune volte anche obbligatoria, dotate di autonomia statutaria e di organi interni. Questi sono comunque enti di secondo grado. Inoltre, tranne quella di edilizia scolastica, che viene passata alle UTI ex capoluoghi provinciali. Concludo dicendo che la Corte Costituzionale comunque ha messo dei paletti fermi, tra cui la sentenza 50 del 2015. Esaminando più a fondo le leggi che hanno portato alla eliminazione delle province friulane, citiamo il disegno di legge Boschi, che ha portato alla legge costituzionale numero 1 del 28 luglio 2016
e che ha eliminato dallo Statuto il riferimento alla Regione Friuli Venezia Giulia, la prima in Italia ad aver abolito le province. Con la riforma costituzionale tentata dal disegno di legge Boschi sarebbe stata eliminata la competenza concorrente con una redistribuzione delle materie che ha competenza esclusiva statale e competenza regionale. 16 di attuazione della modifica statutaria si è chiuso un percorso di riforme avviato nel 2013, prevedendo esplicitamente la soppressione delle province. Questo percorso ha previsto il trasferimento di funzioni dal 1 gennaio 2017 alla Regione, tra le quali politiche giovanili, orientamento musicale, funzioni in materia di agricoltura, politiche sociali, politiche giovanili, contrasto dei fenomeni discriminatori e promozione delle pari opportunità. Inoltre, tale legge ha previsto l'istituzione di 18 UTI, ossia unioni territoriali amministrative da parte di enti locali. Secondo la relazione al progetto del Consiglio regionale al tempo della abolizione, la ragione principale a sostegno della eliminazione del livello di governo provinciale è la volontà di porre le basi statutarie per la costruzione di un nuovo e semplificato. Un'altra motivazione è stata dettata dalla volontà di risparmio sul piano economico regionale e anche per rispondere alla richiesta di riduzione dei costi della politica. In aggiunta, sempre secondo il Consiglio, in assenza delle province, i livelli essenziali dei servizi resi alla comunità sarebbero potuti territoriali. Al contrario, occorrerebbe ragionare sulle funzioni provinciali e sul ruolo che la provincia ha. Si dovrebbe dimostrare con i fatti che la strada della soppressione è stata un errore, che sarebbe preferibile la reintroduzione delle stesse con la valorizzazione di enti locali, che hanno una tradizione e apparati amministrativi di adeguato livello. Le province sono state erroneamente etichettate come ente di governo più debole a causa dell'incapacità di svolgere le funzioni assegnate. Per questo bisognerebbe redistribuire le competenze tra livelli di governo per poi razionalizzare gli strumenti di collaborazione. Dunque, lo strumento più immediato per effettuare la reintroduzione sarebbe un'altra revisione dello Statuto regionale. La via più semplice, ma anche la più impraticabile, per la complessità dell'iter di revisione statutaria, che è quello previsto e disciplinato dall'articolo 138 della Costituzione. Una via alternativa alla revisione statutaria potrebbe essere percorsa grazie alle norme di attuazione. Queste sono considerate fonti atipiche, ovvero atti che hanno una forza superiore rispetto alla legge ordinaria e possono anche definire competenze per statuto. Si configurano quindi come norme interposte tra lo Statuto, dotato di forza costituzionale, e la legge. In questo quadro si potrebbe ipotizzare una reintroduzione delle province nel Friuli Venezia Giulia proprio per mezzo di questi decreti legislativi attuativi, in quanto non si vede in alcun modo di cui peraltro ha fatto cenno il dottor Dai Campi. La sentenza 50 del 2015 ha comportato il rigetto di ogni censura rivolta alla disciplina del riordino delle province come prevista dalla legge del Rio 56-2014. In particolare la Corte ha riconosciuto che tale legge ha inteso realizzare l'istituzionale della Repubblica in vista di una semplificazione dell'ordinamento degli enti territoriali senza arrivare alla soppressione di quelli previsti in Costituzione. Perché, come ricordiamo, la legge era stata vista come un ponte in vista della prevista soppressione delle province, però insomma ricordiamo qual è stato l'esito del referendum Boschi. Quanto all'infondatezza delle questioni che furono sollevate insomma, in questa sentenza, la Corte ha riconosciuto che rientra nella competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera P della Costituzione,
anche la disciplina delle città metropolitane. Al proprio interno per la prima volta l'ente territoriale città metropolitana ha imposto alla Repubblica il dovere della sua concreta istituzione. È proprio infatti tale esigenza costituzionale che fonda la competenza legislativa statale relativa all'istituzione del nuovo ente, che non potrebbe del resto avere modalità di disciplina e struttura diversificate da regione a regione, senza con ciò porsi in contrasto con il disegno costituzionale che presuppone livelli di governo che abbiano una disciplina uniforme, almeno con riferimento agli aspetti essenziali. Poi un altro aspetto cruciale è quando nella stessa sentenza la Corte enuncia, sulla scorta della precedente giurisprudenza recente, perché c'è una sentenza del 1988 di segno diverso, che c'è piena compatibilità di un meccanismo elettivo di secondo grado con il principio democratico e con quello autonomistico, escludendo che il carattere rappresentativo ed elettivo degli organi di governo del territorio venga meno in caso di elezioni di secondo grado. Certamente poi ognuno può avere la sua opinione diciamo in merito, perché insomma è stato piuttosto dibattuto questo aspetto. Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, inoltre i principi della legge del Rio valgono come principi di grande riforma economica e sociale, e questo comporta che, in conformità ai loro rispettivi statuti, le regioni Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia Giulia sono tenute ad adeguare i propri ordinamenti interni. La Corte, con la sentenza 168 del 2018, ha ulteriormente sviluppato questo aspetto della legge del Rio e ha chiarito che tra i principi di grande riforma economico-sociale rientrano anche le disposizioni sulla elezione indiretta degli organi territoriali e le previsioni correlate. Secondo la Corte in questo caso ha cassato una legge della Regione Siciliana, la numero 17 del 2017, che prevedeva l'elezione a suffragio universale diretto del Presidente e del Consiglio dei liberi consorzi comunali, che erano previsti come successori delle ex province siciliane. Secondo la Corte, i previsti meccanismi di elezione indiretta degli organi di vertice dei nuovi enti di area vasta sono infatti funzionali al perseguito obiettivo di semplificazione dell'ordinamento degli enti territoriali, nel quadro della ridisegnata geografia istituzionale e contestualmente rispondono ad un fisiologico fine di risparmio dei costi connessi all'elezione diretta. Quindi il combinato disposto di queste due sentenze ci porta a concludere che al momento la legge di grande riforma economico-sociale costituisce un limite invalicabile all'ipotizzato ripristino di province ad elezioni dirette anche nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Quindi è esclusa la via di una legge regionale ed è esclusa pure, a nostro avviso, la via di un decreto che non contempla più l'ente provincia. Ultima spiaggia sarebbe evidentemente l'ennesima riforma dello statuto regionale. A tal fine registriamo che per esempio il senatore Ciriani ha depositato il 17 aprile scorso un disegno della regione Friuli Venezia Giulia per la reintroduzione delle province. In tale proposta si conferisce esplicitamente alla regione, nello statuto, la potestà di disporre tramite legge regionale il ripristino delle province, il trasferimento delle funzioni loro spettanti ed il procedimento per la loro elezione. Tale rifugi del tempo, ma soprattutto per il principio di specialità, una deroga invalicabile comunque alla legge del Rio, che come abbiamo visto non è svicolabile per altre vie.
Tuttavia non possiamo non osservare come questa ipotesi appaia poco realistica sia per i tempi richiesti sia soprattutto per motivazioni di carattere politico, perché insomma, sarebbero inevitabili ostruzionismi legati a logiche partitiche a Roma, e soprattutto questa proposta potrebbe avere ripercussioni sull'immagine dell'autonomia regionale davanti al paese piuttosto indecisa sul proprio ordinamento interno. Fosse anche la riforma fosse approvata, essa a nostro avviso porterebbe comunque il legislatore nazionale a un ripensamento sulla legge del Rio, perché quale sarebbe il senso politico di concedere di nuovo nel resto d'Italia? E quindi questo porterà, e comunque a nostro avviso porterà in ogni caso prima o poi ad una riflessione. Però insomma, tornando a livello regionale, riteniamo comunque che queste difficoltà non esimano il legislatore regionale a ipotizzazioni di comuni, di cui peraltro si sta occupando appunto con il disegno di legge regionale che è da breve, diciamo, appunto all'attenzione dell'Aula del Consiglio, ma di questo parleranno i miei colleghi. Fra i modelli di enti locali alternativi, un piccolo focus sull'ipotesi dell'area metropolitana, concentrandosi soprattutto sulla zona territoriale di Trieste. Al breve appunto di questo discorso poi mi concentrerò sui principali ostacoli che potrebbero appunto incontrarsi. Il 7 aprile 2014, numero 56, la cosiddetta legge del Rio, ha dettato un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo l'istituzione e la disciplina delle città metropolitane, oltre che ad una serie appunto di ridefinizioni di sistemi dati vita a delle discipline inerenti all'unione e fusione di comuni. Nel fare ciò la legge ridefinisce enti territoriali di area vasta e quindi appunto l'attenzione si focalizza soprattutto sul territorio triestino. Punto principale della città metropolitana è chi sono gli organi. Gli organi della città metropolitana si possono appunto principalmente sintetizzare in 3 punti. Il sindaco metropolitano, che è di diritto il sindaco del comune capoluogo, il consiglio metropolitano, che è organo elettivo di secondo grado, per cui hanno diritto all'elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri comunali, e infine appunto la conferenza metropolitana, La conferenza metropolitana è composta da tutti i sindaci dei comuni della città metropolitana, che sono appunto assorbiti dalla medesima. La legge definisce altresì quali sono le funzioni fondamentali della città metropolitana e punto che afferma, diciamo, la propria esistenza è la ricerca della città metropolitana, come inizia questa ricerca e come appunto si dà vita a una città metropolitana. Prima appunto delle città da sottoporre ad analisi, dalle organizzazioni che sostanziano la vita urbana e le sue relazioni con l'esterno, dai criteri per definire la centralità e la perifericità delle città, delle aree in cui si devono comporre le città metropolitane, e poi dalle città globalità, e quindi questo è frutto di un processo metodologico. Quali appunto possono essere i principali ostacoli che potrebbero appunto sorgere dall'istituzione della città metropolitana di Trieste? Un primo focus principale dobbiamo concentrarlo sul tema della legittimità, perché queste città potrebbe appunto crearsi un sistema verticistico. Queste città potrebbero essere calate dall'alto. Un secondo tipo di ostacolo può ravvivarsi più direttamente nell'opposizione delle vigenti unità amministrative a vedersi ridimensionare il proprio potere dalla costituente ordine di problemi. Può riguardare la società civile e le sue articolazioni in partiti e associazioni,
le quali appunto sono strutturate e organizzate in materia diversa, quindi verrebbero a crearsi unità più piccole simili ai comuni e unità più grandi. Il fine appunto fondamentale riguarda soprattutto un generale ostacolo derivante dalla scarsa informazione nei confronti appunto dei cittadini, che comunque compongono la globalità sociale della città metropolitana. Il mio intervento riguarderà la collaborazione e l'associazionismo comunale nell'anima proposta di legge. Il disegno di legge mette a disposizione degli strumenti e spetta ai sindaci una comunità piuttosto che agire tramite la convenzione per la gestione dei servizi rimane in capo a loro. La comunità, che sostanzialmente è un'unione di comuni, costituisce la forma associativa più stabile e organica, in quanto è dotata di una propria personalità giuridica, ma spesso i comuni che rappresentano la propria collettività preferiscono mantenere la loro identità pur non avendo risorse e mezzi adeguati per poter svilupparla. Tuttavia oggi l'obiettivo è perseguibile, basta puntare concretamente sull'associazionismo locali, ma promuove anche una governance più appropriata ed efficace. A mio avviso la convenzione di comuni potrebbe essere valorizzata ulteriormente, in quanto pur non essendo un ente locale, ma semplicemente un contratto tra comuni, potrebbe costituire una valida sperimentazione laddove si riscontrassero risultati positivi di procedere all'istituzione di un'unione, un valido motore per erogare servizi di qualità, razionalizzare la spesa pubblica e garantire maggiore efficienza a tutti i livelli top down e bottom up. Al termine del triennio di osservazione, infatti, i comuni associati in convenzione dovranno dimostrare, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, un risparmio complessivo di spesa corrente degli enti convenzionati di almeno il 5%, rispetto alle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente alla gestione associativa, e dovranno inoltre dimostrare l'efficacia e il miglioramento dei servizi nella gestione in convenzione rispetto all'esercizio finanziario precedente. Inoltre vorrei riallacciarmi al discorso fatto dal dottor Dai Campi con riguardo alla rappresentanza. La caratteristica più notevole della democrazia, intesa in senso politico-giuridico, risiede proprio nell'elaborazione del concetto di rappresentanza. La democrazia non è solamente la possibilità ed il diritto di esprimere la propria opinione, ma è anche la garanzia che tale opinione venga presa in considerazione da parte del potere, la possibilità per ciascuno di avere una parte reale nelle decisioni. Non viene meno con la mancanza dell'elezione diretta, quanto i cittadini, che in questo modo esprimono la loro opinione, hanno in alcuni casi visto vacillare la posizione di coloro che li rappresentavano al potere. Ma neanche l'elezione indiretta non si rivela l'alternativa migliore, in quanto comunque non ha possibilità di essere parte integrante nella vita politica, e questo è un aspetto molto importante che risiede fin dall'antichità. Allora il modello misto francese, pur essendo la risultante di elementi sia dei modelli a elezione diretta sia dei modelli a elezione indiretta, dà comunque voce alla collettività, l'eletto e gli elettori, e abbiamo visto anche che la collettività saprà i consiglieri destinati a rappresentarli a livello sovracomunale. Grazie per l'attenzione. Bene. Io ringrazio davvero moltissimo gli studenti, un lavoro che ha riguardato in realtà l'intera classe, che in parte è rappresentata qui alla mia destra,
e c'è qualcuno anche nel pubblico, molti, anche perché diversi sono studenti lavoratori, non hanno potuto partecipare. Per cui io vi ringrazio davvero, perché è stato un esperimento che per quanto mi riguarda è molto ben riuscito. E proporrei ancora un applauso collettivo. E adesso, senza indugiare oltre, lascio lo scranno al nostro cattivello che modererà la tavola rotonda. Cattivello che modererà la tavola rotonda. Buonasera, chiamo alla sbarra i consiglieri regionali Diego Bernardis, Mauro Di Berg, consiglieri regionali Diego Bernardis, Mauro Di Berg, Francesco Russo, Massimo Moretuzzo e sindaco Dorino Favot, presidente dell'ANCI regionale. Un po' emozionante sedersi qua perché mi ricordo chi prima di me, non tanto Elena, che ringrazio dell'invito e dell'onore che mi dà a moderare questa tavola rotonda, prima di me si è seduto e la loro levatura anche morale, la loro grande conoscenza e capacità delle istituzioni, ma anche della società civile, ma anche e soprattutto della comunità friulana. Senza fare nomi e togliere far torto a nessuno, anche molti. Di tutto un giro di tavolo con consiglieri, in particolare i consiglieri, per capire che impressione hanno avuto da questa ora e mezza di relazione, prova, test, perché in fin dei conti hanno preso, analizzato un pochino il lavoro che voi come rappresentanti, come componenti delle istituzioni e soprattutto di un organo legislativo fate quotidianamente. Quindi partirei in ordine proprio alfabetico. Bernardis, una battuta su che impressione ha avuto del lavoro che hanno fatto. Grazie. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, ringrazio naturalmente chi ha organizzato questa serata per l'invito. L'impressione è stata sicuramente un'impressione positiva, perché dagli interventi, soprattutto gli ultimi interventi degli studenti, ho capito che il modello francese potrebbe essere quello auspicabile per un prossimo futuro, tanto più che come ben tutti voi sapete, non più tardi di ieri sera alcuni colleghi, anche se qua ci sono colleghi sia di maggioranza che di opposizione, alcuni colleghi, anche se qua ci sono colleghi sia di maggioranza che di opposizione, abbiamo approvato il disegno di legge 71. Poi ci arriviamo, ecco, che è appunto la prima fase, diciamo, il primo avvio di quella che è la riforma degli enti locali a livello regionale, così come l'ha voluta naturalmente degli enti locali a livello regionale, così come l'ha voluta naturalmente la maggioranza. Quindi, ripeto, l'impressione è stata positiva. Io ho preso diversi appunti, è giusto prendere appunti e cogliere i suggerimenti, e quindi non posso che complimentarmi soprattutto con gli studenti. Di Berg? Beh, intanto buonasera a tutti, ringrazio anch'io per il graditissimo invito a questa serata. Io voglio evidentemente anch'io sottolineare la
capacità, la bravura, ma sono bravi anche perché hanno un bravo insegnante, secondo me, perché è importante qualcuno che li guidi e qualcuno che abbia l'intelligenza, la lungimiranza di poterli mostrare al pubblico. Oltre a questo io voglio sottolineare che bisognerebbe ascoltarli più spesso, perché l'abbiamo già approvata ieri sera, però ho colto quello che ha detto l'insegnante che bisogna fare delle leggi di manutenzione. Tu la legge la provi, la tasti nel concreto, quindi sarà un'occasione per quanto mi riguarda insomma di proporre l'ascolto di questi ragazzi che hanno un particolare, spero di non dire una banalità, ma è quello che è il quotidiano, ci siamo un po' scafati. Bisogna saper cogliere questa genuinità, non guardano a chi porta beneficio, lo dico perché ieri sera si è detto ma qua fate questo per dare il posto a quello o quell'altro, no, questi hanno detto in maniera pura, sincera quello che pensano nella normativa e quindi secondo me va colto e veramente di cuore complimenti. Russo? Buonasera a tutti, io approfitto di questo primo giro per fare il professore dell'Università di Udine orgoglioso della sua università. Colgo anche l'occasione per ringraziare la collega e anche perché non si riconosca fino in fondo il ruolo che questa università ha in maniera straordinaria sul territorio. Lo dico perché il cantiere Friuli, qui c'è il già rettore De Toni, secondo me è stata una straordinaria opportunità e continua ad essere una straordinaria opportunità di offerta al territorio di collega Di Bert giustamente ricordava che avremo occasione, anche perché la legge di ieri è soltanto l'inizio, ci sono ancora molte cose da fare. E la mia battuta, ma la riprenderò sicuramente più tardi, è che se avessimo ascoltato alcune di queste cose, forse alcune cose ieri sera non si sarebbero votate, ma insomma, questo lo lasciamo un po' al dibattito un po' peppato. Sì, buonasera a tutte e a tutti, anche da parte mia, e un ringraziamento anche da parte mia all'università, alla professoressa D'Orlando in particolare per l'invito. Io mi associo alle parole di Francesco Russo, ma aggiungo una cosa, spero potremo avere gli ospiti in quinta commissione, qui c'è anche il Presidente, prima della prossima tornata, cioè quando vedremo questi DR cosa diventano, spero potremo incontrarli di nuovo, così magari qualche idea balzana può essere già accantonata da subito. No, al netto di questo io aggiungo una cosa che mi ha colpito in particolare nei loro interventi, anche negli interventi dei dottori Dai Campi e Rosa Salva, per il quale quando ci approcciamo a questi temi non possiamo immaginare di affrontare in modo settoriale un'area che in realtà ha bisogno di una visione d'insieme. Quindi quando ragioniamo di servizi, di politica di area vasta, di temi della rappresentanza, aggiungerei dei temi identitari, sono delle questioni che vanno affrontate insieme. Fabio lo lascio dopo, visto che non è stato protagonista, no, di quello che è successo ieri. Ma cosa è successo ieri? Allora, io chiedo a uno dei due rappresentanti dei partiti della maggioranza di spiegare in estrema sintesi che cosa è successo con guardo subito Bernardis, quali sono i 2 o 3 elementi di valore, ma in estrema sintesi per non dare nulla per scontato, perché magari non tutti hanno letto i giornali o seguito la televisione oggi. Allora, grazie. Innanzitutto non me ne voglia il collega Moretuzzo, ma parlava di legge o comunque principi balzani, non lo sono naturalmente da parte della maggioranza che ha approvato questo disegno di legge. Ieri abbiamo, come vi spiegavo anche agli studenti, avviato questo percorso riformatore degli enti locali e in estrema sintesi abbiamo voluto cambiare passo rispetto a quella che era stata la precedente legge regionale sugli enti locali, la cosiddetta legge 26 del 2014, pur con tutte le sue varianti e variazioni, più di 20, mi piace ricordare, che naturalmente aveva istituito a livello di enti nella loro definizione di area vasta le cosiddette UTI che sono state ricordate, ovvero le unioni territoriali intercomunali. Ecco, nella nuova legge abbiamo completamente cambiato, per usare un termine utilizzato in questo convegno, paradigma, ovvero abbiamo completamente cambiato modello. La visione della legge che stiamo completamente cambiato modello.
la visione della legge che è stata approvata ieri, ovvero la visione in questo caso della maggioranza, visto che è stata approvata a maggioranza, è quella di introdurre nuove forme associative sul territorio e all'interno dell'ordinamento degli enti locali del Friuli Venezia Giulia. Si è avviato il percorso di smantellamento o di sostituzione delle UTI che avranno vita fino alla fine dell'anno prossimo, introducendo delle possibili, perché naturalmente questa sarà una scelta dei sindaci e dei forme aggregative che si chiamano, ed è già stato detto, comunità. Ci sono delle forme aggregative che sono le comunità di montagna, che sono obbligatorie perché hanno delle peculiarità e delle caratteristiche, devono esercitare delle funzioni comunali specifiche, montane, che potranno nascere naturalmente se ci sarà libera scelta e piena autonomia da parte dei sindaci di individuare determinate funzioni per le quali associarsi ed esercitare queste funzioni in forma associativa. Naturalmente le UTI che ancora sopravvivano, anche questo è stato demandato agli stessi sindaci, di trasformare eventualmente la realtà precedente eventualmente in una comunità, fatto salvo che i comuni rimangono naturalmente tutti quanti aderenti a questa forma associativa, perché se un comune dovesse tirarsi fuori naturalmente non c'è la possibilità di trasformare la cosiddetta UTI in comunità. Inoltre è stato introdotto un nuovo organo che avrà anche questo una sua specifica funzione, e anche questo è già stato citato, ovvero l'ente di decentramento regionale. Somiglia a una brutta parola, l'acronimo è DR, ma è un ente naturalmente in questo momento che ha questo acronimo temporaneo, perché come è stato riportato naturalmente anche dagli organi di stampa, è nella visione che la maggioranza e attraverso questo disegno di legge è stato approvato, diventerà l'embrione di quello che potrà essere un nuovo ente, tra virgolette, provincia. E questo ente, a differenza della comunità, naturalmente dovrà svolgere funzioni sovraordinate a quelle comunali, e la Regione non farà altro che trasferire delle funzioni che attualmente erano state recepite dalle vecchie province e anche nuove, e anche questo è un passaggio naturalmente innovativo rispetto al precedente riforma degli enti locali, per attuare, ripeto, delle funzioni di area vasta. Poi il discorso elettivo sarà un discorso che affronteremo con nuovi passaggi legislativi. Questo in estrema sintesi. Presidente Favotto, contenti i sindaci? Una bella domanda. Come ANCI, innanzitutto buonasera a tutti, un grazie di cuore all'Università, alla professoressa D'Orlando, un saluto particolare anche, vedo diversi colleghi sindaci e amministratori, quindi vuol dire che il tema è ben all'attenzione di tutti. Sulla domanda che mi ha fatto, devo dire che prima di tutto ci tenevo anch'io a sottolineare l'apprezzamento sul lavoro che sta facendo l'università rispetto a questa officina delle istituzioni. È un qualcosa che secondo me è straordinario, che non credo che si trova in tante altre facoltà come quella di Udine, dove si riesca proprio a fare un'attività di approfondimento di quello che è il tema delle autonomie locali. E anche colgo questo, diciamo così, assist, se mi consentite il termine, nel voler proporre, come è stato detto prima da un docente, adesso non ricordo il nome, diceva: noi proponiamo delle ipotesi
diceva noi proponiamo delle ipotesi, le poniamo in discussione, dopo le traduciamo in qualcosa di propositivo che può far bene, non può fare altro che bene per la comunità. Detto questo, se devo dare un giudizio lapidario su quella che è la riforma, sicuramente è un giudizio complessivamente positivo, nel senso che viene ridata la centralità a quella che è la singola autonomia di ogni singolo comune della regione, sapendo benissimo che il sistema su cui noi lavoriamo, Friuli Venezia Giulia, è un sistema oltremodo complesso e variegato. Mi spiego con 2 parole, dopo lascio la parola agli altri. Nel senso che ci troviamo in una regione che, pur essendo piccola, ha una miriade di situazioni particolari e particolare metropolitana, come potrebbe essere proiettata in un contesto come quello di Trieste. Trieste è la città più grande che abbiamo in Friuli Venezia Giulia, ci sono le città capoluogo, che sono degli enti che si arrangiano benissimo, molto bene e vanno avanti da soli, ci sono dei comuni che o si arrangiano da soli oppure sono in grado comunque di utilizzare quegli strumenti che si diceva prima delle convenzioni, ad esempio, piuttosto che delle comunità nel senso totale volontario, ma ci sono anche tutta una serie di comuni che sono di piccola dimensione, magari di territori ampi, ma giustamente il legislatore regionale ha posto un'attenzione particolare nel dire attenzione che i comuni della montagna hanno bisogno di perpetrare, di consolidare, continuare quella che è stata l'esperienza delle comunità montane, nella forma in cui poi verrà costruita mano a mano. E qui così una riforma non significa fermarsi soltanto al dato normativo che è fondamentale, importantissimo, ma credo moltissimo in questo percorso d'assieme tra autonomie locali, Consiglio regionale e università nel cercare di migliorare quella che è una situazione dove che può soltanto portare a dei miglioramenti. Altre cose le dico dopo, se no mi dilungo troppo, grazie. Ieri siamo stati noi delle redazioni inondati dai commenti, come è ovvio, dopo l'approvazione di una legge di questo tipo, ed erano a commento o commentavano, a me non appassionano questi atteggiamenti molto troppo manichei, no? Bene e male, ci saranno sicuramente delle sfumature e delle articolazioni un pochino più complesse rispetto a una materia molto complessa. E Morotuzzo, faccio una violenza contro natura, mi dica. Devo pensarci un attimo, perché sono andato a dormire dopo il fatto di aver accantonato le UTI, anche loro, il fatto di aver pensionato le UTI. No, questo di grande battute. La norma affronta un tema che non è per nulla banale. La complessità della situazione è notevole e quindi metterci mano non aiuta. C'è un elemento di positività che sta nella possibilità di scelta da parte dei sindaci di come muoversi sul territorio. Questo è un elemento che nella legge 26, insomma, 2014, nella legge 26, insomma, 2014 veniva meno nel momento in cui le UTI avevano una cogenza rispetto ai processi di aggregazione. Molto altro non mi viene in mente, nel senso che poi il rovescio della medaglia, no, è che con questa libertà viene sostanziata. Poi il rovescio della medaglia, no, è che con questa libertà viene sostanziata. Pongo una questione velocemente per farvi capire che era la domanda toccata e fuga. Bisogna capire quante comunità partono. Cioè, noi avremo la cartina tornasole tra qualche mese e vedremo quanti sindaci avranno costituito delle comunità, perché se noi questa libertà non la sostanziamo con delle risorse che incentivano, con un personale a disposizione e con dei meccanismi che permettono di costituire le comunità, allora di fatto la situazione rimarrà tale quale è oggi, che non è proprio una situazione rosa. Ce n'è di lavoro per i prossimi mesi per analizzare, monitorare. Di Berti si poteva fare di più? Si può sempre fare di più e anche meglio. Intanto è già positivo che abbia detto qualcosa di buono.
Intanto è già positivo che abbia detto qualcosa di buono, Massimo, perché da sentirlo ieri non abbiamo azzeccata una, no? Però lui ha toccato un tasto che è importante, bisogna dare risorse. Intanto parto da un assunto, si parla tanto di autonomie locali, ma se di autonomia locale si parla, il sindaco debba avere la possibilità di scegliere. Io ho avuto l'onore, il piacere di fare il sindaco e soffrivo le norme imperative e tassative che il sistema ci dava. Io credo anche che a volte qualche sindaco vuole essere guidato, ma nel contempo anche critica quelle norme che gli vengono imposte, perché è una posizione comoda. Io sono certo che davanti a momenti come questi, dove non c'è più trippa, no? Come si vuol dire, abbia sopravvento il consenso e il bene comune e facciamo delle scelte importanti. E se le fanno strumentali o politico, che ne so io, ogni 5 anni c'è la gente che le sa giudicare. Guardate che la gente è meno sciocca di quanto si pensi. Nella norma, il mio gruppo, il progetto dell'UG, ha fatto una proposta di emendamento che è stata accolta, dove si andranno a dare delle risorse. Però cerco di sintetizzare un concetto. Quando si parlava di UTI, per il funzionamento delle UTI, citiamo l'acqua pugliese, 450.000 euro c'era. Quindi di fatto avranno una maggiore entrata. Se poi vogliono conferirla in convenzioni piuttosto che comunità, la possono fare. E nel contempo c'è una previsione di norma da noi proposta che prevede di finanziare coloro che si mettono in convenzione non come un istituto premiante, bensì come un abbattimento dei costi del comitato esecutivo piuttosto che per indennità di posizione titolato. Questi elementi che aiutano il comune ad andare avanti ci sono, in più ci sono quei soldi che una volta venivano erogati alla UTI nel suo complesso per il funzionamento che di fatto ci sono, ma verranno dati, sarà comunque una maggiore entrata. Io in sintesi faccio appello perché so che i nostri allenatori sono coscienti, noi abbiamo dei comportamenti veramente virtuosi in giro. La nostra regione sta da sempre in prima linea con la sua specialità, la sta perdendo, o meglio oserei dire che l'ha già persa da tempo. Quindi questa è un'occasione di rilancio. Se di autonomia si parla, autonomia fino in fondo a mio giudizio. Io non accetto di essere eteroguidato o con normative imposte. Le UTI che mi costringono ad andare con quel comune anziché con quell'altro è già per me assolutamente limitante, perché ci sono dei comuni che storicamente interloquiscono con una parte del territorio anziché con un'altra, e questa imposizione ha creato dei disagi incredibili ed è la prima volta nella storia repubblicana che vedo che un gruppo di sindaci ha torto una ragione ma non voglio entrarci, c'è questa ribellione, e quando si va a risolvere i problemi politici in aula giudiziaria è la sconfitta della democrazia. Con questa norma potranno dire che è poco o è tanto, ma non possono dire che non va a cogliere nel segno. Poi strada facendo andremo a fare queste leggi di manutenzioni e tareremo il tiro sulla base delle necessità che il quotidiano impone, perché c'è una tale evoluzione normativa, economica, sociale spaventosa. Non esiste più la norma come il famoso testo unico del 33 o del 34 che rimaneva fermo per 50 anni e poi andava avanti. Il mondo è cambiato, questa norma risponde a un tanto. Rosso, se la sente di difendere a spada tratta le UTI? Fare domanda alla persona sbagliata perché io la scorsa legislatura mi sono lei è stato critico, sì, certo. Però proprio per questo credo di avere qualche argomento per dire che questa legge però non fa un passo in avanti. Io ieri ho concluso il mio intervento dicendo c'è una terza via, prevedendo per l'assessore Roberti che passerà alla storia per essere riuscito a fare addirittura peggio delle UTI. Era una battuta, ma temo di non sbagliarmi. Ma guardi, lo faccio con un brevissimo passaggio che riprendo da uno degli studenti, perché ho usato gli stessi argomenti anche in aula. Noi siamo davanti a una crisi di sistema. Comuni e enti locali sono in grandissima difficoltà, ci hanno detto i nostri sindaci anche nelle audizioni. Ma perché sono in grandissima difficoltà? Perché è un modello che è cambiato. Noi stiamo ragionando, si è parlato ancora di province, ma le province sono, è stato ricordato, una istituzione dei tempi di Napoleone, e i comuni piccoli e frammentati
che caratterizzano anche questa regione nascono in un tempo in cui i servizi attorno al municipio si organizzavano nello spazio in cui le persone si muovevano in una giornata a piedi o a cavallo. È chiaro che nel momento in cui i mezzi di comunicazione e i mezzi di trasporto sono radicalmente cambiati, noi siamo ancora con dei modelli antichissimi. Cosa è successo, per farla in maniera molto breve? Che la politica negli ultimi 20 anni qualche pensiero l'aveva, è andato via. La legge del 2006, che io considero la migliore legge degli ultimi 20 anni su questo tema, provava a dire una cosa ai comuni: provate a organizzarvi e a ragionare in termini cooperativi per gestire delle funzioni superiori a quelle comunali. Le UTI hanno provato a farlo, con il grave colpa della legge che abbiamo votato ieri e che fa un passo indietro. È una legge che guarda al passato, perché dice sì libertà ai comuni, ma non offre nessuno di quei modelli francesi che è stato allora qual era il passo avanti che doveva fare? La libertà, intanto il tema è lasciare la libertà, ma offrendo l'unico modello che è stato indicato e che è stato smentito, se ho ben capito, anche dalla lettura di uno degli studenti. Questi enti di decentramento regionale, che sono però non sono enti locali, bisogna essere molto chiari, sono stati venduti come gli embrioni delle province, ma non sono enti locali e sono in questo momento degli enti funzionali della regione. Quindi noi abbiamo spostato, i sindaci che decidevano dentro le UTI sono stati spostati all'interno di un ente regionale. Qual è il modello? Ce ne sono molti, perché c'è quello francese che è stato ricordato, ce ne sono molti altri. C'è un ragionamento di fondo. In Europa si ragiona non più per circoscrizioni napoleoniche, ma per aree funzionali. Allora noi prima di tornare ad antichi campanilismi, no? Trieste contro Udine, Pordenone che non vuole stare con nessuno, ragioniamo su come in Europa si organizzano attorno alle aree in cui la gente si sposta per andare a lavorare. Lo spazio della giornata, attorno ai cluster tecnologici, ragionando su come. È chiaro che noi possiamo pensarci, lo diceva il sindaco non so quanti anni fa in maniera un po' provocatoria, addirittura come una grande area metropolitana, tema a me caro, ma magari ci tornano se posso più tardi, ma perché i nostri ragazzi ci insegnano che la mattina vanno a scuola o all'università a Udine, la sera incontrano l'amorosa a Pordenone e se c'è un becco temo che la politica sia ancora un passo indietro e questa legge non sia andata ai passo con i tempi che stiamo vivendo. Benares le ha detto che è un inizio di un percorso, no? Di riesame di tutta l'architettura istituzionale regionale nei spazi di manovra della nostra autonomia. Ma è stato giusto la discussione che cos'è oggi questo Moloch della regione? Allora, dal mio punto di vista è stato giusto partire come siamo partiti, ovvero abbiamo fatto un percorso di ascolto che sicuramente è una nostra parte politica, ovvero sono stati ascoltati, qui può testimoniarlo anche il Presidente dell'ANCI, tutte le rappresentanze dei comuni e tutti i soggetti naturalmente coinvolti in questa riforma. Quindi sicuramente da questo punto di vista è stato fatto un passo avanti rispetto al passato, perché una cosa, se mi è consentito rispetto anche agli interventi poc'anzi dei colleghi, l'aspetto dirimente della riforma attuale rispetto a quella precedente, e lo dico anche da ex sindaco, è proprio il discorso dell'obbligatorietà. Prima le UTI erano obbligatorie, erano state calate obbligatoriamente dall'alto ed è stata l'effetto scatenante di tutto quel percorso di ribellione di cui io rivendico, io ero uno dei sindaci ribelli ed ne sono orgoglioso, che ci ha fatto praticamente contestare una legge regionale, perché se non c'era l'elemento di obbligatorietà probabilmente non c'era neanche tutto questo percorso di resistenza, chiamiamolo così, resistenza naturalmente nel senso buono del termine. Detto questo, il percorso, stavo dicendo, dal mio punto di vista è stato sicuramente importante perché ha tenuto conto di tutte quelle istanze che sono state
raccolte nel corso di quest'anno. Infatti l'assessore ha avuto modo di incontrare i sindaci, ha avuto modo di incontrare le rappresentanze delle istituzioni e solo alla fine, dopo aver fatto questa ricognizione, questo percorso, perché un'altra delle critiche proprio ieri in aula è stata: per partorire questa riforma potevate farlo anche dopo 2 mesi. No, perché dall'ascolto abbiamo capito che la cosa dirimente era quella di tornare ad attribuire ai sindaci piena autonomia di scelta, piena di aggregarsi, come aggregarsi, sotto quale forma aggregarsi e naturalmente quali funzioni potessero essere aggregate. Aggiungo ancora una cosa, se mi è concesso: enti di decentramento regionale. Gli enti di decentramento regionale, l'ufficio marketing, troveremo una nuova denominazione strada facendo, però quello che volevo dire, perché non penso di dire nulla di scandaloso, sono stati per forza di cose enti di decentramento in questa fase. Non poteva essere altrimenti, perché non potevamo ricostituire, ho spiegato, e soprattutto un altro degli elementi, diciamo, fondamentali. Se noi vogliamo dotare questi enti di personale, il personale delle ex province era transitato in regione e quindi questo è un altro problema che si pone. Per costituire degli enti non poteva essere ridistribuito anche per un discorso contrattuale, diciamo così. Sta bene dov'è adesso, no? Sicuramente, però voglio dire, l'ente di decentramento naturalmente è la stessa regione, quindi naturalmente il personale che prima nella provincia si occupava per fare naturalmente potrà essere adesso rispostato, strada facendo, vedremo come, negli enti di decentramento, quindi non in un nuovo ente, ma è sempre la regione, per intenderci. Quindi è ovvio che non potevamo fare altrimenti anche per questo tipo di problematiche. Questo giusto per chiarire. Ecco, lei come immagina l'ente intermedio, ma soprattutto mette in discussione l'ente regione come oggi? Credo sia indispensabile partire dalla messa in discussione dell'ente regione come oggi per ragionare di enti intermedi. E questa è una delle, tra virgolette, accuse che abbiamo. Una norma precedente, nella 26, mi ricordo l'assessore Panontini, io ero sindaco nel Medio Friuli, quando arrivava a presentare la riforma diceva: intanto facciamo la riforma dei comuni, poi quando le UTI saranno costituite faremo la riforma della regione, decentreremo le competenze, eccetera. Questa tornata abbiamo sentito le stesse parole, cioè intanto mettiamo mano e la riformeremo, decentreremo le funzioni. Ma adesso questo è un modo di procedere che rischia di essere pericoloso, perché si rischia di continuare a tenere un monolog regionale le cui funzioni poi rimangono accentrate a Trieste. E questo in parte si è visto nel dibattito di ieri, nella stessa idea di come si sta. Perché teniamo i perimetri delle vecchie province? Io ieri ho posto queste questioni in aula. Qual è la ratio oggi di individuare i perimetri delle vecchie province per immaginare un'idea di area vasta? Quali sono le ragioni, le riflessioni che ci stanno dietro dal punto di vista economico, demografico, sociale, identitario? Cosa rappresentano i vecchi perimetri provinciali oggi per un ragionamento di area vasta? Questa, io credo, rimanga una questione sul tavolo. Cioè, chiediamo subito. Di bello, una risposta. Una risposta. Insomma, ci sono ragioni anche storiche, sono ragioni anche geografiche che portano un tanto, però non vorrei sempre parlare di provincia, si parla di area vasta, so che c'è stata una grande discussione, vi ricordate, quando noi addirittura proponemmo, Trieste e Gorizia insieme, no? Insomma, ci furono delle diatribe di non poco conto per arrivare poi a queste 4 aree. Evidentemente, capisco quello che vuole dire lui, però un ragionamento è stato fatto su quello che è un po' anche il consolidato, ma il fatto che consolidato territorialmente, anche geograficamente, culturalmente anche, deve essere un portato importante di cui tenere conto, poi altrimenti forse magari il contrario di tutto. Dare una peculiarità alla montagna. Forse magari il contrario di tutto. Dare una peculiarità alla montagna poteva
essere un discorso, però sì. Rispettiamo la parola, lo interrosso. No, beh, io capisco il collega Di Bell, però mi viene a dire era la soluzione più facile, no? Cioè riprendiamo i perimetri vecchi, non facciamo grandi ragionamenti e usato perimetri vecchi, non facciamo grandi ragionamenti e usato sicuro e lo rimettiamo in pista, no? No, ma infatti io dico, infatti mancano i grandi ragionamenti che sono necessari, cioè oggi abbiamo delle sfide davanti, non venivano citate anche nelle relazioni che hanno preceduto questa tavola rotonda, che sono delle sfide colossali, ci siamo dati gli strumenti necessari per affrontarle, cioè le comunità, la riedizione delle comunità montane, che erano 5 ieri sera, poi sono diventate 6 con l'emendamento, affrontano i temi veri della montagna oggi? Questa è una domanda che io credo sia sul tavolo, no? Questa è una domanda che io credo sia sul tavolo, no? Cioè i temi dello spopolamento demografico, della crisi profonda che stanno vivendo i territori montani di questa regione, con la riedizione delle comunità montane, trovano risposte. Io francamente faccio fatica a vedere come questo sia un elemento insomma di novità, come faccio fatica a intravedere la riedizione delle vecchie province come strumenti che interpretano anche i cambiamenti economici. Cioè ci sono delle questioni, no, dal punto di vista del modello di sviluppo regionale che oggi in qualche modo devono essere interpretate, no? Quello che sta succedendo a Trieste con quello che sta succedendo nel resto della regione, no? Chiamiamolo Friuli, dopo qualcuno può fare dei distinguo, è una questione che c'è sul tavolo oggi, no? Io credo che affrontarlo con lo strumento delle vecchie confini provinciali sia di nuovo una cosa nel cassetto, cioè non l'affrontiamo. E invece oggi è indispensabile fare ragionamenti di questo tipo, se vogliamo anche dal punto di vista identitario. E chiudo velocemente, ad esempio uno degli emendamenti che sono stati bocciati ieri sera era il fatto di dare dignità di ente locale all'assemblea di comunità linguistica. La professoressa D'Orlando era seduta lì quando l'assessore Cigolot del comune di Udine a un incontro dell'assemblea disse bisognerebbe chiedere insomma soggettività giuridica all'assemblea di comunità linguistica che rappresenta oggi 120 sindaci, no, friulanofoni del territorio, che può essere uno dei soggetti che interpreta. È stata avanzata una proposta diversa, no? Allora su questo credo che dei ragionamenti invece andrebbero. Ecco, volevo una precisazione per un motivo di correttezza di comunicazione. Quello che lui dice è vero, ma è una parte di quello che è accaduto l'altra sera. L'altra sera l'assessore Roberti, rilevata l'importanza delle chiediamo, ti supplichiamo, più volte è stato detto ritiralo, affrontiamo magari in occasione di una omnibus, perché vogliamo approfondire l'argomento. In modo prodo hai detto no, avanti tutta, perché bisogna essere onesti a questo punto. Se abbiamo parlato di uno dei giovani, dobbiamo segnargli anche come vanno le cose, di sempre ritirare l'emendamento per affrontarlo insieme, approfondirlo, discuterlo e riproporlo, c'è stato un no secco e quindi davanti a questi comportamenti le conseguenze sono scontate, diciamo. E questo infatti, avendolo respinto adesso, per 6 mesi non possiamo toccare l'argomento ed è stato un noi, perché più volte è stato chiesto, ti prego ritiralo, niente da fare. Ecco, chi lo sa, no, non entriamo nella camera da letto della famiglia. Tiro la palla sugli spalti con Russo per omologazione delle regole tra Trieste e Friuli. Guardi, credo che il tema sia da dove partiamo invece, perché se la poniamo così, non perché la posta lei, ma perché il dibattito è messo su quel piano, la mettiamo dal punto di vista sbagliato. Ed è invece lo stile che noi dovremmo mutuare da questa serata. E non abbiamo immaginato che la regione fosse tabula rasa, tra l'altro con dei poteri straordinari, perché la nostra regione non ha neanche il dovere di importare i modelli del Rio. Io ho avuto la sfortuna di essere relatore della fase finale del Rio, di cui non sono molto. Allora, se noi partiamo da zero, abbiamo una regione piccola, noi siamo la provincia di Brescia, e abbiamo territori disomogenei, ma no, che potrebbero stare insieme, insomma. Allora, il tema non è, come diceva il collega Di Bertoli, abbiamo pensato di mettere insieme Trieste e Gorizia e così. No, e soprattutto non è possibile, perché ieri quello è stato detto.
Cioè, c'è stata una grande menzogna nell'operazione anche di comunicazione di ieri, che è stato fatto intendere che gli EDR appunto siano una roba che può andare verso le province. Ce l'hanno spiegato loro, le province non possono tornare. Quindi per ora abbiamo lasciato i comuni in stand-by, anzi abbiamo tolto dei poteri che i comuni avevano delegato alle UTI, li abbiamo tolti alle UTI e li abbiamo dati a un ente regionale, quindi a una struttura regionale. Poi saranno dipendenti che una volta erano le province, ma oggi sono regionali. Però non voglio non rispondere alla sua domanda. Il tema è prendere dall'altra parte. Se avessi avuto le slide, ne avrei mostrata una soltanto, che emerge da una ricerca dell'OCSE. Noi parliamo molto di aree metropolitane, ma molto spesso pensiamo alle grandi metropoli, a Parigi, a Londra. Oggi a livello internazionale si parla addirittura di metropoli, a Parigi, a Londra. Oggi a livello internazionale si parla addirittura di micropolitan. Si parla di aree metropolitane appunto in maniera parallela a quelle che sono le aree urbane funzionali, di cui accennavo prima. Allora, cos'è la cosa interessante di questa slide che mostravo? L'OCSE ha tappezzato l'Europa individuando su criteri oggettivi, come la gente si sposta, dove ci sono i principali, quali sono i centri aggregatori delle maggiori intelligenze, delle risorse economiche, dove le imprese vanno più volentieri a investire, e hanno individuato degli snodi, delle aree urbane funzionali o aree metropolitane privilegiate. Beh, sapete in regione Friuli Venezia Giulia quali sono le aree metropolitane individuate o le aree funzionali? Non è Trieste. No, qualcuno dice, ma Trieste non è mica Parigi, perché si immagina di fare. No, ce ne sono tre. C'è l'area di Trieste, di Gorizia. Allora, ma perché? Perché il ragionamento è completamente capovolto. Quali sarebbero le necessità di un territorio? Quali sono le funzioni che vogliamo e poi quali sono i pezzi di territorio che non si rischia di abbandonare tutto il resto? Assolutamente no. Io abito fuori da questa... Siamo tutti da Lega d'Orlando, mi considerano qualcosa. No, perché accanto alle aree funzionali urbane ci sono le aree funzionali dei territori circostanti che si organizzano, e lì sarebbe la libertà da affidare ai piccoli centri, una auto-organizzazione funzionale che serve a raccordarsi con gli snodi principali e a prendere il positivo, che sono i centri di ricerca, che sono gli istituti di alta formazione, che sono gli snodi industriali e così via. Quella è la modernità con cui si sta pensando. Noi stiamo ancora ragionando di come mettere insieme le province, salvo che scopriamo una cosa, che neppure i nostri cittadini vogliono più stare nelle province, perché quando andiamo a dire a Pordenone di Udine, perché qualcuno vuole fare Trieste e Gorizia, dall'altra parte Udine e Pordenone gli dice no guarda, intanto io la Camera di Commercio la faccio con Trieste e se proprio mi costringete vado con Treviso. Allora forse bisogna pensare al futuro e non ritornare al passato, come purtroppo questa legge in qualche maniera ci indica. Favore, mi aiuta a riportare enorme magmatico regione? Allora, possiamo dire questo, che nelle discussioni che abbiamo fatto tra sindaci all'interno di ANCI sono emersi alcuni aspetti che voglio sottolineare. Il primo, che si auspica che la regione diventi veramente un ente regionale dove si fa legislazione e alta programmazione. Credo che su questo non ci siano dubbi. Da qui poi a passare all'ente subregionale o di area vasta. Scusi, la regione non deve più. All'ente subregionale o di area vasta. Scusi, la regione non deve più chiamare il presidente della bocciofila e chiedergli il rendiconto di 500 euro dati. No, diventa altro, quello diventa altro. Il problema è come collocare quelle che sono le funzioni dell'ente di area vasta. Abbiamo già capito che funzioni dell'ente di area vasta. Abbiamo già capito che ce ne sono almeno due che partono subito, perché c'è il problema dell'edilizia scolastica delle scuole superiori. C'è quello, mi pare di aver capito, ditemi se sbaglio, quello della centrale unica di committenza, giusto? E poi c'è un problema di viabilità, ma unica di committenza, giusto? E poi c'è un problema di viabilità, ma quello bisogna vedere un attimo con FVG Strade come continuerà, insomma.
Però un'altra cosa che abbiamo detto noi sindaci è la seguente, e lo può testimoniare anche l'ex presidente Pezzetta, che tra l'altro è qui presente, che quindi mi ha anticipato gran parte se non tutto il lavoro, che è quello di evitare che a questi enti di area vasta si vada ad affidare delle competenze che sono prettamente comunali. Attenzione a non fare questa confusione, perché altrimenti si ricade dopo nel problema di prima, quello delle UTI, indipendentemente dal discorso volontarietà o meno. Quindi questo può creare confusione. Quindi va veramente fatto un lavoro di cesello, di ragionamento su quelle che possono e devono essere le competenze a livello di area vasta. Anche perché quel ragionamento che era stato fatto all'epoca delle UTI, dove in qualche modo veniva imposto un discorso di anche fusioni spinte, diciamo, quasi obbligatorie anche quelle, ma non proprie, dove si davano incentivi a man bassa, eccetera, è diventato in realtà una cosa controproducente per un semplicissimo motivo. Quando pagavano davano il premio, ma alla fine i cittadini bocciavano molte di queste. Esattamente, infatti è lì che voglio arrivare. Non è una questione di campanili in senso negativo. Purtroppo, anzi no, è una ricchezza il fatto di avere questa realtà molto frastagliata, dove ogni singolo cittadino che abita in quel determinato comune, anche se ha pochi abitanti, anche se ne ha qualche centinaia, trova in quel comune, in quel sindaco, in quell'amministrazione le persone di riferimento, e quindi non possono essere assolutamente soppresse se non a fronte di una volontà, diciamo così, popolare. Detto questo, è chiaro che c'è un discorso di mettere assieme delle funzioni, ma credo che questo sia un principio che vada oltre qualsiasi riforma delle autonomie locali su quella di oggi, dove è chiarissimo il principio che molti comuni, se vogliono tirare avanti, debbono per forza mettere assieme con convenzioni, con comunità, con altri sistemi, alcuni servizi che altrimenti non riuscirebbero a gestirsi. Però assolutamente bisogna veramente trovare la misura corretta per avere un sistema che dopo funzioni. Aggiungo una piccola cosa che mi sembra però molto molto importante. In questa seduta del Consiglio regionale, ditemi anche qua se sbaglio o meno, mi pare che sia stato perlomeno quello che può essere un servizio che fa ANCI, dove si riconosce proprio la valenza di una storia che c'è già, e qua di nuovo ringrazio il presidente di prima, Pezzetta. È già stato fatto un percorso dove all'interno di ANCI c'è un centro di competenze che non soltanto nelle emergenze, soprattutto i comuni più piccoli a cui mi riferivo prima, ma anche nel poter gestire effettivamente tutto ciò che è il servizio e la risposta alla cittadinanza, perché ricordiamoci sempre, ci sono dei comuni che hanno 3, 4, 5, non so quanti dipendenti, dove fanno di tutto e di più. E allora credo che ANCI possa diventare la risposta a questi tipi di problematiche. Ecco, il dibattito a questo punto deve andare verso una conclusione per non bruciare la possibilità a pubblico, ma soprattutto ai giovani, di fare piccola valutazione, una brevissima valutazione, o anche una domanda, un giro di tavolo su, lasciamo perdere ieri, no? Se vi siete scannati, le posizioni non sono conciliabili, guardiamo avanti. Qual è il suo personale anche obiettivo adesso in tema di riforme istituzionali? Partiamo con Bertone. Naturalmente è lo stesso obiettivo che si pone la maggioranza, in particolare il movimento a cui appartengo, ovvero l'obiettivo prossimo futuro sarà quello di dare corpo a questi enti di area vasta e quindi individuare qual è il percorso, seppur con tutti gli ostacoli del caso, e per di più elettivo, nonostante naturalmente io abbia sentito tutti
tutti gli ostacoli che ci sono stati illustrati naturalmente dagli studenti sia a livello costituzionale e sia a livello di statuto. Questo è l'obiettivo che ci siamo dati ed è perseguire come movimento politico. Anche entrando in un dettaglio. Evidentemente il primo è una tappa per arrivare all'area vasta. Non voglio parlare di provincia, ma non abbiamo avuto il tempo per parlare cosa vogliamo fare con l'area vasta, perché deve avere una funzione strategica, parlare cosa vogliamo fare con l'area vasta, perché deve avere una funzione strategica evidentemente. E poi questa fase deve, intanto l'edilizia è comunque una serie di attività che vede i comuni in sofferenza. Si parla di 800 milioni di euro fermi nelle casse degli enti, che vede i comuni in sofferenza. Si parla di 800 milioni di euro fermi nelle casse degli enti, non riescono a mandare avanti le gare d'appalto. Abbiamo cercato di dare una risposta anche contingenza. La contingenza, perché sono parte del mercato, attenzione, non ce n'è per tutti. Quindi sembrerebbero piccole cose, perché siamo sempre portati a parlare dei massimi sistemi. Perché altrimenti se noi parliamo dei massimi, siamo portati a parlare dei massimi sistemi, perché altrimenti se noi parliamo dei massimi sistemi non siamo bravi. Invece io credo si debba risolvere prima di tutto le piccole cose, che poi sono grandi cose. Se non mettiamo in moto questo meccanismo del lavoro, non andiamo da nessuna parte. Quindi immediatamente partire con le stazioni appaltanti, e abbiamo fatto questo. In prospettiva partire con le stazioni appaltanti, e abbiamo fatto questo. In prospettiva l'area vasta, oltre che svolgere una funzione di strategia strategica per più di territorio, deve portare a sé. Hanno censito 2100 procedimenti in regione. L'obiettivo è quello di avere una regione snella che faccia una funzione legislativa e non di erogazione di 500 euro alla bocciofila di non so dove. Quindi si sta lavorando per questo, e però non vanno trascurate le difficoltà di dare fondo a questa attività, perché questo va a ledere posizioni di potere, perché su questi procedimenti si regge una burocrazia ma mattina alla sera. Quindi partire per dare questo. Sembrerà difficile, magari qualcuno non è d'accordo, ma questo è l'obiettivo che questa maggioranza si è data. Amore tutto, ovviamente la palla ce l'hanno loro, ma sicuramente sotto aspetto propositivo farete la vostra parte. Quale? Ma io credo che adesso al netto appunto del dibattito di cui affrontare le questioni più urgenti, io credo che ci siano degli elementi di minima che oggi i comuni devono vedere riconosciuti. Dobbiamo affrontare il ruolo del personale. Continuare a vedere le piante organiche in queste condizioni pregiudica qualunque tipo di ragionamento. Dobbiamo affrontare in qualche modo, magari coinvolgendo la commissione paritetica, perché sta diventando drammatico e che incide pesantemente nella normale amministrazione. Dobbiamo mettere mano, credo, tutti assieme su alcune storture del sistema che stanno pregiudicando non solo il lavoro degli enti locali, ma che sta avendo delle ripercussioni sul mondo delle imprese e dell'economia del territorio. Diversi citava la questione degli appalti, io cito anche la questione della CUC, dei servizi, sfalci, manutenzione degli edifici, eccetera, che si rischiano di trovare dei costi con accentramento attraverso la CUC degli appalti di 4 o 5 volte quello che pagavano prima. Allora, delle due l'una, o non rispettano la norma, oppure la regione mette i soldi in stabilità perché i comuni rispettino quello che la norma dice. Ci sono questioni che davvero non hanno attenenza, ma che devono essere affrontate con uno sforzo di tutti. Ultima questione, queste sono proprio puntuali, credo che tutti assieme si debba recepire una delle indicazioni per il proseguo, l'operatività di manutenzione della norma, per i ragionamenti che faremo, che ha posto con forza anche il CAL, e cioè capire come il principio di adeguatezza anche il CAL, e cioè capire come il principio di adeguatezza si collochi in questi contesti. Questo è un tema sul quale nel dibattito di ieri siamo sorvolati qualche metro sopra, non qualche decina di metri sopra, però non possiamo prescindere nel lavoro che ci sarà nella costituzione delle comunità dal ragionamento profondo su quali devono essere i limiti, i perimetri e come il principio di adeguatezza si cala in questo contesto. Russo, il suo impegno? Scegliere uno, il primo è sicuramente ridare fiato. Il primo è sicuramente ridare fiato ai sindaci. La percezione di queste settimane, di questi mesi, è di una situazione drammatica nei nostri comuni. In parte l'ha ricordato il collega Moretuzzo e concordo su quella lettura, a parte che è un tema di democrazia. Noi tutti i partiti, di qualunque colore,
hanno fatto fatica a trovare dei candidati da mettere nelle liste per i consigli comunali. E noi dobbiamo fare una riflessione seria, perché se tutti crediamo, ed è vero che crediamo che quello sia lo snodo democratico, la presenza reale dello Stato, la presenza reale dello Stato, la risposta, la faccia, tra l'altro la più credibile, perché oggi i sindaci sono molti più i consiglieri regionali o dei parlamentari credibili rispetto al... Noi abbiamo un grandissimo problema e abbiamo una situazione che rischia di esplodere, comunità che rischiano di non garantire. Questo vale per i piccolissimi comuni, questo vale per i piccolissimi comuni in particolare. E dall'altra parte io se penso che è un impegno che vorrei avere e su questo riprendo il Presidente dell'ANCI, far sì che la Regione si spogli di tutte le competenze che ha assunto in maniera impropria. La Regione deve fare programmazione, però allora noi dobbiamo dire con forza che gli EDR vanno nella direzione completamente opposta, perché non lo sa, ma il sindaco di Udine per costruire un cimitero dovrà chiedere alla Regione, oggi abbiamo spostato queste competenze. E allora realizzare su alcuni centri forti anche quella capacità di interlocuzione a livello nazionale e internazionale. La città metropolitana di Trieste, ma le aree metropolitane di Udine e Pordenone vanno in quella direzione. Un grande investitore deve trovare nel sistema regione dei poli attrattivi con una burocrazia, un'amministrazione di primissimo livello, in grado di parlare le lingue, di viaggiare nel mondo, di offrire la capacità di far atterrare su questo territorio degli investimenti. Oggi non è così, le forme istituzionali non devono guardare al campanile, alle beghe di qualche decennio fa, che noi consideriamo, spero, tutti quanti superate, ma provare a guardarsi. Quando ho provato a fare questi discorsi, qualche collegamento che parlare della Cina è improprio parlando di enti locali, io credo invece che il tema sia proprio quello. Dorino Favot, che cosa invece chiedete adesso di fare al Consiglio regionale e alla... Giustamente sono già stati toccati alcuni temi e voglio ribadire che anche noi come ANCI li avevamo già posti all'attenzione e mi pare che l'amministrazione ci stia già lavorando. Allora il primo tema è quello dei segretari comunali, addirittura ho presentato anch'io un testo di legge regionale, però l'assessore mi ha detto che era già avanti con l'esame veramente in termini più veloci possibili, perché obiettivamente questo è un problema all'ordine del giorno, anche perché sicuramente gli studenti hanno apprezzato che in un ente locale, se non c'è il segretario comunale, non si fanno né consigli né giunte, e il sindaco forse è un po' anche azzoppato perché non sa bene come personale. Anche qua credo che ci sia stato un passo in avanti con l'accordo Fedriga-Tria, dove ve lo dico in soldoni molto velocemente, si è creato un sistema unico regionale dove non sarà più dal prossimo anno il singolo ente locale a fare in base a un tetto stabilito da norme eccetera eccetera, ma rientrerà tutto in un sistema unico regionale di calcolo, quindi ci sarà un momento di confronto e di analisi tale per cui il sistema nel suo complesso dovrà dare un determinato risultato che deriva da... La stessa cosa vale anche per l'aspetto tributario, non dimentichiamoci che sempre con questo accordo fra un anno in questo caso ci sarà la possibilità di esprimere in maniera più marcata, guardo la professoressa, quella che è la nostra autonomia di regione a statuto speciale, noi qua in regione Friuli Venezia Giulia, i tributi locali. Allora io credo, se questi passaggi, a cominciare da quelli più urgenti dei segretari del personale, vengono immediatamente portati a termine e poi a seguire tutto il resto, credo che possiamo cominciare a fare un percorso dove per l'opzione per aiutare, ove possibile, anche a migliorare quelle che potranno essere le nuove normative regionali. Adesso faccio un annuncio di servizio che avrà un effetto contraddittorio, quello di tenervi chiodati alla sedia e quello di accelerare negli interventi, ovvero al termine dei lavori da una bicchierata al bar. E adesso tocca a voi, avete un'opportunità, volete sfruttarla? No, nel senso una, a testa. Prego, rapidi, sia se è una domanda sia se è una valutazione che volete fare. Quanto abbiamo sentito fino adesso, vogliamo creare quasi un
modello multistrato, 1000 foglie, vogliamo creare il comune, più associazioni, vogliamo creare comunque, e poi anche questo ente di decentramento centrale, poi la regione. Non è che rischiamo di andare contro a dei problemi logistici, cioè non è che magari lo Stato si può svegliare da un momento all'altro e dire ma la regione Friuli Venezia Giulia con tutti questi livelli che separano lo Stato dal cittadino, con tutti questi livelli che separano lo Stato dal cittadino, è in grado di reggere? Una risposta che chi ha sostenuto la legge può dare. Prego. Non è che inventiamo cose nuove, perché la convenzione consorzi esistono già nella 267, nella legge 1 del 2000, consorzi esistono già nella 267, nella legge 1 del 2006, già tutto normato, viene soltanto tolte le utili, si dà sulla volontaria, a parte il montamontano. Visto che le utili non hanno funzionato, siamo comunque in grado di mantenere questo multilivello, perché a me sembra tanto sfaccettato, ci sono tanti livelli. E io provengo anche da un comune abbastanza piccolo, che non è un comune di montagna, ma comunque si sente abbastanza abbandonato io sono ex provincia di Udine, io sono ex provincia di Udine, non ci sono servizi. E parlo anche come una generazione, la mia generazione, io la definisco sempre una generazionistica. Non abbiamo i servizi base, parlo anche per esempio, devo venire all'Università Udine, devo prendere la macchina perché sennò dovrei andare da casa mia in macchina a Codroico e da Codroico a Udine. Per andare a fare le mie attività culturali devo andare addirittura fino a Gorizia e devo prendere 4 corriere. Anche per avere la connessione dove devo lavorare è fondamentale, devo istituire un'antenna e guardo nella mia via e sono tutti con l'antenna internet. Io sono una persona un po' di pensiero un po' pratico. È in grado la regione di arrivare al cittadino anche attraverso tutta questa legislazione? Qui meriterebbe un approfondimento perché ha aperto campi generazionali quasi, no? Di rapporto sociale, di idea di futuro delle diverse generazioni. Non so se riusciranno a dare, se oggi in questo momento, che anche loro si rendono conto che lavorando all'interno dell'organo legislativo, all'interno della politica, con percorsi con curricula lunghissimi di esperienza amministrativa locale, poi anche professionale, qualcuno, università, una visione da una prospettiva completamente diversa che la vostra, questo è sicuro, perché se no tu non si romperebbe la voce, non dall'emozione a buttare sul tavolo queste problematiche e loro non si troverebbero spiazzati dal dover dare una risposta soddisfacente, ma lunghissima, articolata e complessa. Volevo esprimere una domanda che è anche un po' un appello e uno sfogo da parte di noi studenti, cittadini ma anche giuristi in erba, ossia comprendiamo certamente che la politica ha le sue logiche per cui c'è la maggioranza, c'è l'opposizione, però quando uno va a studiare un po', a approfondire un argomento, capisce che in realtà più che bianco e nero c'è una scala di grigi, per cui noto che ci sono delle posizioni anche abbastanza diverse, però quello che vogliamo dire è che non c'è la consapevolezza da parte della classe politica regionale che, come dire, si rischia di innescare, cioè poi è stata innescata nella precedente consigliatura, ma un processo di riforma anche animato certamente da buone intenzioni, che però rischia di non trovare mai un punto di equilibrio, e questo crea un problema certamente agli operatori del diritto, ma soprattutto a chi lavora negli enti locali,
e quindi comprendo la differenza di posizioni, però noi speriamo che si riesca prima o poi a raggiungere un compromesso alto fra le varie componenti diciamo del Consiglio regionale, in modo di trovare una sistemazione, non dico definitiva, ma comunque valida, perché d'altronde a livello nazionale si potrebbe anche porre la domanda, cioè che senso, cioè l'autonomia della regione Friuli Venezia Giulia è ben esercitata? Secondo me si rischia insomma di minare un po' il prestigio della nostra regione, se non si trova, come dire, un punto finale, cioè non un continuo. Non so se ho reso l'idea. No, noi abbiamo difficoltà a riempire pagine e pagine di giornali, a riempire ore. Però detto questo, serve una costituente, riempire ore. Però detto questo, serve una costituente? No, io raccogliamo che altro. Finiamo questo tavolo. No, parto da questo. Parto da questo, mentre appunto lei parlava mi veniva in mente una proposta che avevo lanciato sulla stampa qualche settimana fa, dove proponevo un percorso per un secondo statuto di autonomia della nostra regione, che insomma prende un po' le mosse da chiaramente ragionamenti che sono stati fatti nel tempo anche in altri contesti, no? La provincia autonoma di Trento Bolzano sono al terzo statuto, se non ricordo male, noi invece siamo fermi a un unico. E è evidente che sono percorsi articolati, complessi, che oggi abbiamo sul tavolo, chiedono di affrontare questa complessità. E purtroppo non ci sono risposte semplici a questioni complesse, drammaticamente. E questo chi amministra la cosa pubblica, che sia sindaco, che sia consigliere regionale, purtroppo fa i conti con questa dimensione. Allora io credo che effettivamente disorientano cittadini, amministratori, ma diciamo chi anche lavora dentro gli enti locali, un rischio che oggi viviamo in modo molto forte. L'abbiamo vissuto nella scorsa legislatura forse in maniera ancora più pesante, però rischiamo di perseverare, no? Dare una mano, perseverare di amore. E quindi c'è questo rischio e in questo senso l'appello è condivisibile. L'altro livello è però dire appunto che dobbiamo raccogliere la sfida, cioè anche l'immobilismo non è una risposta. Riproporre modelli istantii non è una risposta. Purtroppo la sfida è grande e credo dobbiamo avere il coraggio di affrontarla fino in fondo e fare dei ragionamenti che coinvolgono tutti gli amministratori, le istituzioni universitarie, gli enti di ricerca, perché effettivamente le questioni sul tavolo assolutamente ci sono. Quindi io terrei due livelli, un livello che è quello di messa in sicurezza, di bonifica del terreno di gioco, per usare un termine calcistico, di messa in sicurezza del sistema, e dall'altro invece un livello di ragionamento più alto che è indispensabile. Passiamo a... Io ho sempre detto che sulle partite importanti che riguardano i cittadini e il futuro del territorio non ci si può dividere, ci sono alcune cose che si devono fare insieme, però questo è un errore che fanno tutti, perché è vero, la legislatura scorsa si è voluta innovare in maniera anche fragorosa e forse Jacob, che erano perfino il collega Roberti, l'assessore Roberti, quando non lo sentono troppo ammette che quello è un modello utile. Questa volta però io rimprovero questa maggioranza deve fare lo stesso, cioè invece di dire, e avrebbe trovato molti sponsor, le UTI sono state un grande errore nella modalità di applicazione, hanno portato tutto il personale in regione, una follia straordinaria invece di lasciarlo sul territorio. Però invece di ripartire da quello e mantenere quella parte lì e andare avanti, si è scelto di fare ovviamente una scelta anche un po' propagandista di cambiamento complessivo. C'è un rischio che avete citato e guardate l'avete centrata, è in ballo la questione regionale. Guardate che ogni volta in cui c'era solo l'accenno a un cambiamento di statuto costituzionale o l'accenno alla specialità delle regioni, la stragrande maggioranza dell'Aula è per cancellare quanto prima, a partire dai nostri amici veneti che abitano a Portogruaro e non capiscono perché qualche chilometro più in là qualcuno. Dobbiamo usare meglio la nostra specialità, cioè noi dobbiamo dimostrare che la specialità serve a fare delle cose che altre regioni non sanno fare, organizzare ad esempio gli enti locali, così come non fa a Del Rio, in maniera cooperativa e solidale, in maniera più efficace degli altri. E la nostra grande sfida, io sono radicalmente contrario alla porta multiforme, se si è capito, perché
che non sbagliate, e creare un livello in più. Ce ne abbiamo uno in più, abbiamo i comuni, abbiamo le comunità, abbiamo questi EDR che non diventeranno mai province ma sono comunque un ostacolo, e abbiamo la regione. Quando tutti quanti, a partire dal collega Riberti, dice dobbiamo semplificare. Allora, se il tema è questo, noi dobbiamo snellire, è uno dei modelli, ma è uno di quelli. Io ho chiesto a Roberto di snellire, è uno dei modelli, ma è uno di quelli. Io ho chiesto a Roberto e mi piacerà, insieme al collega Monetuzzo, chiedere che veniate in commissione, perché abbiamo chiesto a Roberti più volte qual è il modello di riferimento su cui state facendo questo. Perché se ce n'è uno convincente, complessivo, in cui mettiamo in discussione tutto, dalla regione all'ultimo comune, discutiamo, potremmo essere più o meno mai coerenti. Dalla regione all'ultimo comune, discutiamo, potremmo essere più o meno mai coerenti. Questo è uno smontamento che oggi non ha senso di esistere e non risponde alla domanda principale. Come si tengono insieme i comuni più grandi, che da questa legge usciranno, perché nessun comune sarà interessato a entrare in una comunità. Senza scommettere posso firmare che non ce ne sarà uno, perché chi è una comunità. Senza scommettere posso firmare che non ce ne sarà uno, perché chi condivide una chiesta un voto con i comuni minori, risorse. E come si fa questa cosa? È l'attrattività che oggi il comune di Trieste ha rispetto ai cinesi, con un piccolo comune di montagna i cui abitanti hanno gli stessi identici diritti di avere servizi, opportunità e economia. Se identici diritti di avere servizi, opportunità e economia. Se ragioniamo per aree funzionali, i trasporti sono la prima cosa che si avvengono. Ma poi è un discorso lungo, ma lo faremo con la collega Bernardis. Allora, parto dalle ultime parole del collega per dire che auspico di perdere la scommessa. Poi per venire un attimino agli spunti e alle osservazioni degli studenti, do una notizia alla prima domanda o alla prima osservazione. Trasporto pubblico locale, prima domanda o la prima osservazione. Trasporto pubblico locale, proprio recentemente, non so se lo sapete, è stato vinto, no? E oggi è stato firmato il TPL per il trasporto pubblico locale in Friuli Venezia Giulia. Da quel contratto emerge che ci sarà la possibilità a questo punto, per chi ha vinto questo tipo di bando, di implementare dal punto di vista del trasporto parecchi è molto informato il dottor Cattivello, e quindi verranno implementate anche delle linee proprio in virtù di questo contratto. Quindi sicuramente ci saranno dei miglioramenti e miglioramenti per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. So che l'assessore Pizzimenti ci sta anche lavorando col suo staff proprio in tal senso. Banda larga, io ricordo, e lo devo dire con amarezza, che ero amministratore già a inizio anni 2000 per il mio piccolo comune, si parlava ancora con la giunta IVI di progetto Mercurio, poi declinato in progetto Hermes, e siamo ancora a parlarne, nel senso che purtroppo non siamo ancora così bravi da completare, diciamo, tutto il completamento della banda larga. Per quanto riguarda invece il discorso che ci si auspica un equilibrio, no? E quindi la domanda era: serve una costituente? Non so se serve una costituente, però proprio in questa sede 2 settimane fa con la professoressa Orlando e altri, diciamo, l'argomento era un altro, però si parlava di decreti di attuazione e di una determinata legge, e che avevamo perso l'opportunità allora per esercitare una piena autonomia e esercitare la nostra specialità regionale. Quindi proprio come Presidente della Commissione Quinta, io ho avviato già e ho avuto modo anche di sentirmi con l'ANCI, dove è il Presidente Favotto, ma in particolare con il segretario ANCI, il dottor Fabbro, per programmare questa primavera con una missione che sarà la prima di una serie in Trentino Alto Adige, proprio per andare a toccare con mano e a verificare cosa fanno le altre regioni e come hanno declinato, diciamo, anche l'ordinamento degli enti locali, prendere naturalmente
le best practice e a questo punto avviare un percorso che potrebbe essere, qui lo dico, di effettivamente revisione o comunque a lungo termine e di attualizzazione di quello che è lo statuto regionale, perché è vero che lo statuto regionale necessita naturalmente di correttivi, ma correttivi non per dar modo poi naturalmente alle regioni con termini, alle regioni ordinarie e allo Stato di attaccarci, di privarci ancora dell'autonomia, ma come diceva il collega Russo, e condivido da questo punto di vista, di esercitare meglio la nostra specialità, migliorando naturalmente gli aspetti dello statuto regionale. Allora, secondo me il signore ragazzo ha colto nel segno, è strategico la tua osservazione. Se non c'è trasversalità nelle grandi riforme non si va da nessuna parte. Purtroppo è un dato oggettivo, sarà una miseria umana, ma come per incanto non è che facciano tutti d'accordo. Quando vai a dare attuazione a questi sacrosanti principi, iniziano le gelosie, le miserie umane e ci portano a quello che accade nella normalità. E cosa fare? Ci sono due livelli, ho sentito dire, o ho capito bene o ho capito male. C'è uno contingente, segretari tribunali, personale, il far vivere i comuni affinché possano svolgere la loro missione principale, quella di erogare i servizi della signorina che vanno alla banda larga piuttosto che del trasporto, anche se lo fanno a livello regionale. Dall'altra parte c'è un livello più alto che è quello strategico, che farlo costituente o non costituente, con tempi lunghissimi evidentemente, ma a mio giudizio il buon senso, comportarsi come il buon padre di famiglia. So che dico magari delle stupidaggini, ma non è vero. E questo compito, insomma, dobbiamo assumerlo, dobbiamo avere un'assunzione di responsabilità, perché se ogni volta prendiamo la palla, la mandiamo più lontano, non faremo mai niente. Perché se continuiamo a parlare solo di massimi sistemi, perdiamo di vista il quotidiano. Abbiamo parlato diffusamente sulle difficoltà, non c'è neanche personale, non si riesce c'è qualche comune che ha delegato un altro comune a rilasciare certificati elettorali piuttosto che anagrafici. E allora ci sono questi due livelli, affrontiamoli, ma se fosse possibile è auspicabile un passo da fatta. Partiamo adesso quella della sanità, vediamo insomma se si riesce a fare un momento di sintesi, di condivisione, perlomeno sui punti fondanti. Sul dettaglio insomma ci confronteremo, combatteremo, ripeto, anche con le nostre miserie umane che appartengono alla vita quotidiana. Grazie a tutti gli interventi. Mi scuso di aver sforato di 2 minuti, ma l'innovazione è anche la precisione. Se Elena vuole dare un saluto. Io immagino che in questo percorso, visto che la legge di ieri è un primo passo verso qualche cosa da vedere le best practice per ispirarsi, visto che c'è disponibilità anche ad ascoltare i giovani, io immagino che l'Università del Friuli, perché questo è il suo vero nome, l'Università del Friuli sarà al fianco dell'istituzione come ha dimostrato questa sera. Io ringrazio che l'aperitivo ci attende, come ricordava prima Rossano Cattivello, solo 2 battute. A me piace leggere, come studiosa, ma anche come cittadina, la legge che è stata appena approvata, un punto di partenza su cui si può cominciare a lavorare in senso costruttivo. Le opinioni espresse dai vari relatori sono tutte condivisibili per molteplici ragioni, adesso non intendo. Però partiamo dal dato plus positum, è che adesso con questa legge abbiamo a che fare. E ripeto, a me piace leggere come un punto di partenza, perché proprio una legge del genere richiede un monitoraggio particolarmente attento sul piano dell'attuazione, ma non sul monitoraggio di orientamento di cultura amministrativa, perché probabilmente i comuni grossi, come diceva Francesco Russo, magari non ci staranno,
Ma per esempio una scommessa al contrario potrebbe essere dire ai comuni grossi stateci, molto lavorare al suo interno. Per quanto riguarda l'università può dare il suo contributo in termini di apporto di conoscenze, di stimoli e soprattutto di diffusione della conoscenza, perché questo è un elemento fondamentale. Nel momento in cui il corpo elettorale e quindi anche la classe politica assumono decisioni in modo più consapevole, possano anche, per tornare al discorso di prima, trovarsi più facilmente su quelle che sono le linee strategiche di fondo, fermo restando che poi sulla tattica ognuno per definizione deve prendere la sua strada. Quindi io ringrazio nuovamente tutti i partecipanti, ovviamente gli illustri relatori che hanno avuto la sensibilità e la pazienza di stare con noi questo pomeriggio e auspico che ci saranno presto altre occasioni di confronto e ovviamente di collaborazione.